una mattina speciale non solo per Mirella, ma anche per uno dei miei ospiti, in particolare per Vittorio Caselato, maestro di judo. Saluto anche il dottor Oscar Miotti, che è qui con noi anche questa mattina. Saranno tante le domande, le perplessità, gli interrogativi che ci porremo. Però con Vittorio Caselato volevo ricordare una grande donna, una guerriera, perché si fa fatica a non ricordare certe donne, certe persone che hanno cercato di dare il massimo nonostante una grande malattia, che è Petra De Zanet. L'ultima volta, Vittorio, eri qua con noi, con Petra, e perciò questa mattina era doveroso ricordare questa figura incredibile che ha lottato fino all'ultimo secondo, che ha cercato di trasmettere, nonostante questa grave malattia che l'aveva colpita, l'ottimismo, credere nella ricerca, nella scienza. Lei diceva queste parole: io ci credo, prima o poi si arriverà a guarire, diceva Petra. Perciò è doveroso questa mattina un ricordo da parte nostra a questa grande donna, per dare coraggio anche a tutte quelle donne che stanno combattendo, riboccandosi le maniche e cercando di sorridere invece di piangere, come faceva Petra. Allora, cosa vuoi dire, Vittorio? Allora, come dicevi tu giustamente, sono stato l'ultima volta in televisione qui da te, ospite tuo, e con Petra. Petra la conoscevo già da anni, ma quello che mi è piaciuto di lei, la forza, la determinazione, il sorriso, la capacità di trasmettere, nonostante, ecco, io non sapevo fosse così tanto grave la sua situazione, e quindi lei l'ha proprio falsato benissimo, è riuscita a farmi sorridere, pur parlando di cose molto molto importanti. Quindi un saluto e un abbraccio a quella splendida donna. Ma soprattutto anche una cosa volevo... Tu sei un allenatore, sai cosa vuol dire sacrificio, fatica e anche sofferenza, specialmente per quelle persone che non sono normodotate, certo, però ce la stanno mettendo tutta per vivere una quotidianità come gli altri. Forse lo sport riesce proprio su questo, a fare questo, a sentirsi normale. Io mi ricordo quell'intervista che ho fatto, mi stanno dicendo che sbatto con la collana, non ho mai collana, stamattina ho la collana, non importa. Quella ragazza a Lignano Sabbiadoro che nuotava, era grande, penso 40 centimetri, aveva di tutto addosso e nel momento che si è tuffata hai visto la libertà. Quando è ritornata su gli ho detto: come ti senti? E lei mi ha risposto: libera. Io nell'acqua sono libera. Cosa vuol dire? Superare quel gap, riuscire a sentirsi normali grazie anche allo sport, a queste discipline che poi ne parleremo anche col dottor Miotti, dovremmo incrementare di più, perché molti ragazzi lasciano lo sport. Dopo la pandemia è successo un disastro, adesso sembra un po' alla volta, ma bisogna incoraggiarli, bisogna qualcuno che ci sia, che li prenda per mano, che gli faccia capire che è un percorso che non si può smettere. Prego. Allora, ne parlavo prima col dottore, i ragazzi da adesso cercano sempre le cose più facili, la fatica viene messa da parte. Nei centri sportivi, e ce ne sono dovunque, la voglia di primeggiare può essere incanalata, può essere aiutato la persona a avere più forza, più carattere. Quello che noi diciamo sempre: avvicinatevi allo sport pulito, e con quello riuscite veramente ad avere una vita molto più bella, molto più serena. Adesso sono i social che purtroppo sono anche utili, niente da dire, ma purtroppo fanno del male ai ragazzi giovani. Dottor Miotti, allora noi abbiamo aperto con queste parole, ho voluto proprio Vittorio Caselato vicino, perché è una persona che mi sta sempre vicino, specialmente quando facciamo manifestazioni molto impegnative come all'Ippodromo Sant'Artemio, dove cerchiamo di lasciare qualche segno, anche se è molto difficile, perché ci sono così tanti paletti anche nel mondo del volontariato. Invece di unirci ci dividiamo, il campanile più alto, ho più visibilità, ho più numeri, faccio parte del cerchio magico, perciò di te non me ne frega niente, perché questa è la verità, bisogna avere anche il coraggio di dirlo. Dottor Miotti, non sarebbe tempo invece di unirci, di capire che da soli non si va da nessuna parte, che prima o poi ti fermi, ti fermerai, invece la squadra è la forza, è l'unione? Prego.
Allora, sul volontariato, Mirella, bisogna che facciamo una riflessione, perché quando io faccio volontariato voglio veramente mettermi a disposizione gratuitamente degli altri o c'è un tornaconto anche per me? Cioè il fare volontariato mi dà la possibilità di essere visibile, questo mi gratifica. Allora, sgombriamo il campo. Abbiamo bisogno anche di una parte narcisistica di farci vedere, di avere un ruolo, ma questo lo possiamo tollerare. Il problema è la percentuale, perché se io con la mia associazione voglio arrivare primo degli altri, allora creiamo un conflitto, andiamo in conflitto e facciamo un danno anche alla nostra utenza. Tu pensa quando vanno a tirare fuori i morti dopo i feriti sotto un terremoto, fanno la gara a chi tira fuori più, a chi arriva primo. È vero, si vede. Quindi è vero. questo è anche tra gli psicologi, si fa la gara, la mia associazione è meglio della tua perché noi siamo migliori, ma è una questione di visibilità. Allora quello tradisce lo spirito del volontariato. Non è che poi invece è anche una questione culturale? Perché io vedo, dottor Miotti, faccio degli esempi. Io invito le eccellenze, proprio le eccellenze non nazionali del mondo, ad esempio, non so, il professor Garattini, il professor Gerosa, ricercatori in Australia. Chiamo e rispondono subito. Anzi, sono di un'umiltà incredibile. Non è che ti dicano chi è lei, ma cos'è la sua trasmissione, quale televisione. Loro dicono semplicemente volentieri. Di cosa dobbiamo parlare? Perché giustamente, e io rispondo del suo lavoro naturalmente. Chiuso. Chiami l'ultimo arrivato della politica, non risponde, sto parlando di senatori onorevoli naturalmente, perché più alto vai, non tutti, ma abbastanza, sono sempre impegnati e invece, a mio avviso, hanno paura del confronto. Hanno paura, siccome io dico che è una trasmissione in diretta, ma la conoscono tutti, visto anche l'audience che abbiamo, perché non sbaglio anche a parlare, e se la tirano. Allora io dico grazie, metto giù il telefono, ma non li chiamo più, perché non sono io che ho bisogno di loro, sono loro che hanno bisogno di noi, di rapportarsi con le persone che li eleggono, che sono pagati coi nostri soldi, e questo non lo sopporto. Cioè questa scarsa sensibilità, umiltà, anche coerenza con quello che lo fai, proprio mi dà fastidio. Ma perché, secondo lei, dottor Miotti, non riescono a capire che il confronto è salutare anche per loro, li fa crescere, li fa capire i problemi reali che ha il territorio? Prego, dottor Miotti. Allora, intanto hai già detto, c'è una paura. La paura del confronto, paura di far brutta figura. A me è capitato, mi hanno invitato delle persone che la pensano in maniera diversa o comunque sono in uno schieramento, anche se io da psicologo tendo a non essere schierato con una parte solo, ma essere un ecumenico, anche se poi ho le mie idee. Ma lì c'è proprio una paura e invece bisogna accettare il confronto, a volte dire guarda questa cosa non la so, oppure mi devo informare, avere anche questa capacità di umiltà che credo che i telespettatori la apprezzino. Dire sì, guarda, non arrivo dappertutto, non ho una risposta su tutto. Invece ci sono dei maestri che ci insegnano l'efficienza, che noi dobbiamo rispondere sempre, no? Sapere tutto. Non è così. Invece quella volta lì, mi ricordo, sono andato in una riunione dove tutti erano lì per attaccarmi, alla fine ne sono uscito, non dico vincitore, ma meno con le ossa rotte. Quindi accettare un confronto va sempre bene, poi bisogna essere anche un po' furbi di dire delle cose che sono utili, vere, ma utili per venirne fuori. Allora, Vittorio Caselato, il confronto, ecco, la paura di salire sul ring, come lo chiamiamo noi, di competere,
però lo sport te la fa vincere, perché ci devi andare, ci devi essere, devi metterci tutto te stesso. E poi l'umiltà poi di questi ragazzi specialmente anche diversamente agili, che portano a casa tutte queste medaglie e che ancora chiamiamo Paralimpiadi, chissà quando la smetteremo e parlare solo di sport e di Olimpiadi. Eppure grazie al vostro impegno, perché chi è che guardano questi ragazzi? Guardano voi. Guardano l'allenatore, certo. Ecco, non guardano la famiglia, i genitori, in quel momento guardano l'allenatore, gli occhi dell'allenatore cosa gli stanno dicendo, lo sguardo, ecco, è importantissimo per questi ragazzi, per dire guarda che ce la farai, mettecela tutta ma ce la farai. Prego Vittorio. Allora, nel nostro sport noi veniamo chiamati maestri. Maestro per me è un termine molto impegnativo, molto importante. Il maestro è un qualcosa di più del semplice coach o del semplice mister. Noi cerchiamo nelle nostre palestre di trasmettere ai ragazzi la positività. Il confronto ci deve essere fin da subito, anche da ragazzini molto piccoli, ma un confronto pulito, un confronto con un risultato che è riuscire a superare se stessi di giorno in giorno. Quindi quello che noi chiediamo ai ragazzi è: fidatevi delle persone che vi seguono, che però devono avere delle competenze per farlo. Perché purtroppo tu mi insegni che sono persone che a volte si inventano in certi lavori, e l'inventarsi, quando si ha a che fare con adolescenti o bambini, non fa mai bene. Un'altra cosa importante è capire la rabbia, questa rabbia che vediamo in molti giovani, non moltissimi, in tanti diciamo, che sembrano che siano centinaia e centinaia, eppure riescono ad avere scacco matto, riescono ad avere in pugno i sindaci, le forze dell'ordine, gli insegnanti. Ecco, questa rabbia che poi quando tu li prendi uno a uno, li guardi bene negli occhi, perché dobbiamo anche saperli guardare, come ho detto prima, negli occhi si sciolgono come neve al sole, perché non hanno più il gruppo, non hanno più la forza del branco. Ecco, secondo te, Vittorio, cosa si potrebbe fare? Perché adesso tanti tavoli, sì, psicologi, tutto di più, ma questa rabbia come si può vincere? Io sono convinta che lo sport può fare questo. Questa rabbia va incanalata, va guidata. Parlavo prima col dottore, le attività sportive che prevedono un confronto, il pugilato, la kickboxing, il judo, tutte queste attività possono incanalare questa rabbia, questa aggressività con delle regole. Tutti questi sport hanno un arbitro che gestisce il confronto, quindi le regole. Il problema è che, mi confermava appunto il dottore, le regole non le vogliono i ragazzi giovani, non vogliono regole e le evitano il più possibile, le schivano il più possibile. Le regole ci sono fatte apposta per cercare di aiutare o incanalare tutti noi in una direzione giusta. Non è facile, ma spesso la colpa è in famiglia. La famiglia spesso difende questi ragazzi senza capire che invece vanno anche redarguiti qualora facessero delle cose non adeguate. Dottor Miotti, Vittorio Caselato ha detto i giovani. Io non sono convinta di dire i giovani, ma alcuni giovani. Ah, sì, certo. Dei giovani, perché io purtroppo o per fortuna, io dico più per fortuna, io ne conosco tantissimi di bravi, ma tanti. Quello che mi preoccupa invece è che quei pochi, perché ho detto non sono tantissimi, è perché hanno una visibilità proprio anche tramite i social enorme, ma sono pochi, ricordatevi quello che vi dice Mirella, riescono, se non li fermiamo, perché bisogna pur fermarli a un certo punto, bisogna dire basta, a impaurire quelli bravi. Io non posso sentire, io ho avuto qui ospiti questi ragazzi dell'Istituto Colletti, del Sansovino di Oderzo, che hanno paura di incontrarli, hanno paura di avvicinarsi a certi gruppetti, hanno paura di uscire di casa perché temono di incontrarli. Allora io ho detto a questi ragazzi e ragazze, ma invece di aver paura, perché non vai vicino e lo abbracci? Così di brutto, lo prendi e lo abbracci, anche se non sai chi è. Perché voi la prima cosa che fate quando vi incontrate, vi abbracciate, vi toccate, il contatto, quanto è importante, più l'abbraccio che la paura, riuscire a superare la paura con l'abbraccio. Cosa dice dottor Miotti? Bisogna stare attenti, qualche insegnante mi ha detto, Mirella attenzione, ma devi stare attenti di cosa? Di un abbraccio? Devo aver paura di abbracciare una persona?
Tu pensa il potere dell'abbraccio, io a volte le coppie dico provate ad abbracciarvi e state abbracciati il tempo che riuscite a farlo. Ma li faccio fare davanti a me, provate davanti a me, io mi giro, non vi guardo, provate e stanno magari un minuto e dicono sa che abbiamo cominciato a sentire il nostro respiro all'unisono, cosa che non riuscivamo, però è importante che in quel caso ognuno si concentri su se stesso, non sull'altro. Però venendo a te, io vedo a volte che mi avvicino a delle persone e fanno così, no? La paura, quanto sono stati traumatizzati. Mi ricordo con quei ragazzi, no, cattivoni che citavi tu, alcuni, allora dico, sono andato su un posto oscuro a Castelfranco, no, buio, proprio in pieno centro, dico ragazzi come vanno gli affari? Subito scattati là, no, stavo dicendo come va la vita. Allora si sono calmati, ho parlato un po' con loro, cioè quell'abbraccio che non è fisico ma è quel contatto, perché altrimenti siamo abituati a dire cosa fate qua, ma non potete stare qui, siete qui al buio, fate la pipì lungo i muri, che quello non va bene, per carità. Io lo dico, oh, ragazzi, però, perché poi li ho beccati alcuni che facevano le pipì, però ragazzi se io vengo a fare la pipì sul muro di casa vostra non siete contenti, quindi anche qui è un posto pubblico, rispettiamolo, sì dai, te che ragione, dot, ok. Però ecco il contatto, il discorso dell'abbraccio è vero, magari graduale, no? Possiamo prima fare la battuta, perché anche loro hanno paura alla fine, perché si sentono rifiutati, bisogna capire anche le loro storie. Tante volte chi è aggressivo è perché ha vissuto aggressività, tante volte. Io lo dico tutte le mattine questa storia qua, perché come fa lei anch'io ci parlo con questi ragazzi e cito sempre quel caso, ma voglio che lo sappia anche lei, perché chissà che riusciremo a fermare questi ragazzini, questi ragazzi. Durante le fiere di San Luca io ero a questa festa con degli amici, con una mamma in particolare che lei conosce benissimo, forse anche Vittorio Casellato, che è mamma Raffaella Buziol, che ha adottato queste 3 creature dalla Russia, non ha diviso questi fratellini, e Lisa, la seconda, non parla. Non diciamo la difficoltà per far vivere a Lisa la quotidianità e ci fermiamo là, perché no, non voglio stamattina fare polemiche assurde, anche se sarebbero da farne come, ma non importa, ma con l'avvocato siamo riusciti a farla andare a scuola. A un certo momento Lisa, stavamo mangiando le castagne, e dice, io fa capire, perché lei parla con la lingua dei segni, vorrei stare assieme ai miei coetanei. Io voglio uscire e stare assieme ai miei coetanei. Va bene, ho detto io andiamo. Ho preso Lisa e sono andata proprio da quei gruppetti pericolosi, come si dicono tra virgolette, e qualcuno mi ha detto, ma dove vai Mirella? Ma dove stai portando sta bimba? Ho detto, tranquilli voi. E mi sono avvicinata e la prima cosa che ho detto a casa Lossano, ve la racconto spesso perché forse queste sono le cose da raccontare e non farvi aver paura. Ho detto, ciao ragazzi, questa è Lisa, non parla ma sente e vorrebbe conoscervi. Allora, il primo gruppo l'ha abbracciata, senza dire niente, l'ha presa così, gli ha detto ciao. Il secondo gruppo l'ha carezzata, fatto così con la mano e gli hanno detto ciao. Lisa era al 7° cielo e ha detto, per la prima volta mi sono sentita come loro. E alla mamma ha detto, io voglio venire tutti i giorni a Luna Park, mamma, voglio venire qui. Ma è così difficile, dottor Miotti. Cioè io, che non ho paura, perché non l'ho mai avuta, e spero, sono nata così, forse anche sbagliata, forse devo stare anche più attenta, ma io farò la mia vita che ho sempre fatto. Cos'è la paura alla fine? La paura del diverso, la paura del ragazzo perché si veste in una maniera, la paura di quello grande, grosso e magari piccolo e magro e più pericoloso, vero Vittorio? Di quello grande che fa, il gigante che fa paura. Cos'è la paura, la rabbia alla fine? Il temere sempre il pericolo. Ecco, dietro l'angolo c'è il pericolo e affrontalo. Se c'è, lo vedi? Prego.
Sì, allora la paura è un'emozione che ci salva, ci protegge e per carità deve esserci, però a volte noi prendiamo fischi per fiaschi, nel senso che c'è un grande maestro, permettimi Mirella di citarlo, San Giovanni Bosco. Io sono stato alle scuole dei salesiani, no? Ho ricevuto molto, magari in adolescenza avrei preferito andare in una scuola di maschi e femmine, no? Siamo stati tra maschi, ecco, quella è l'unica cosa che rimprovero ai salesiani all'epoca. Però ecco, Don Bosco è riuscito a, per esempio, andare con i ragazzi malviventi di Torino e andare a vedere la parte buona, cioè tu quello che dici è che noi dobbiamo andare al di là dell'aspetto da lupi e vedere che in fondo dietro a quei lupi minacciosi con la bava ci sono invece delle persone e noi dobbiamo riuscire a incontrare le persone. Io sono stato fortunato nella mia carriera di lavorare con i ragazzi marginali, tossicodipendenti della Marghera, di Mestre, non quelli di Castelfranco, con tutto il rispetto, che venivano ma solo un'altra cosa? A prendersi il metadone con la Porsche, no? Lì c'era una marginalità diversa, poi per carità tutto il mondo è paese. E quindi sì, noi dovremmo avere il coraggio di andare oltre. Certo che in tante esperienze siamo stati anche fregati da questi ragazzi che magari ci insultano, ci prendono a botte. Io ho visto persone picchiate anche allo stadio in maniera gratuita, senza un motivo, no? Però in fondo ci sono delle persone che sono recuperabili. Altre invece ci va molto più tempo e, come dicevi tu prima, ci va uno stop. Ci sono delle cose che noi dobbiamo bloccare, dobbiamo dire voi qui non potete stare così e quindi si chiude. Vittorio Caselato, cosa ne pensi invece a questi ragazzi che hanno alzato un po' troppo l'asticella? Invece di castigarli, premiarli, magari facendo anche qualche disciplina sportiva, dove ci sono regole, impegno, sacrificio, perché io mi sono sentita dire da un giudice che non si può obbligare, dottor Miotti, un ragazzo a 14 anni a fare sport se non lo vuole fare. Capisce che io ho detto mi scusi, ho sbagliato ufficio, non è l'ufficio che pensavo e sono uscita tranquillamente perché non riesco a capirle questa cosa, anche perché poi quello stesso ragazzo tu lo obblighi a portare la borsa della spesa, a portare a spasso la vecchietta, poi trovi il ragazzo da una parte, come dico sempre, la vecchietta da un'altra parte, a raccogliere pomodori, a pulire i gabinetti. Non è quello, secondo me, non è con quel modo là che si recupera il ragazzo, anzi forse lo irritiamo ancora di più, lo facciamo arrabbiare ancora di più. Non pensi, Vittorio, che sarebbe tempo che qualcuno invece vi invitasse a questi tavoli comunali, provinciali, regionali e con voi studiare un piano per fermare questi ragazzi? Pienamente d'accordo. L'obbligo non fa bene, ma va la persuasione, il convincere e far capire l'importanza di certe dinamiche. Il fatto di avvicinarsi a un ambiente sportivo e quindi trovare delle regole aiuta anche i ragazzi a crescere, perché queste regole poi in forma diversa ci sono sempre nella vita, le abbiamo sempre nella vita. L'approccio allo sport del combattimento, dove fra l'altro il contatto c'è, perché educa, io lavoro con bambini anche molto piccoli, io prendo, anzi tutti i dojo di judo nel nostro territorio lavorano con bambini anche di 3-4 anni nel judo e abituiamo i bambini già da piccoli e da là si impara a non essere violenti, a giocare, a rapportarsi maschietto femminuccia, a rapportarsi col più grande, col più piccolo, col più magro, col più grasso. Questo è educazione al contatto e è proprio al rispetto che si deve essere nei confronti di un bambino che gioca con te, a volte anche diversamente agile, il quale gioca con te, ma ti garantisco che i bambini lo percepiscono. Siamo noi adulti, ecco qui si vedono le immagini dei bambini che lavorano con noi, siamo noi adulti che roviniamo a volte e mettiamo in testa ai nostri figli determinate cose negative dei ragazzini meno fortunati.
Rinaldo da Venezia, andiamo col centralino, vai Rinaldo. Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Fatalità, Milodo Fiori. Uno che da 9 anni fa judo, aveva 50 sie e va ancora. Vabbè, e se a Caiù cintura nera secondo me una roba del genere. E se un appassionato non va a parcuracqua. Insomma, è stato quando ero in marina, era col Consodin, che c'è un corpo speciale, e andava a fare judo per l'Italia, in giro per l'estero. E era diretti, però a sto maestro che lo portaimo, andava in via Teisati, non mi ricordo più il nome, e sono arrivati sai come doccioni, perché si faceva qualcosa in palestra, e dopo si impegnava a fare qualcosa altro, perché si imparavano a fare più le robe. Voglio dire, lo sport va a salvare milioni di persone, milioni di fiori. Dopo, purtroppo, è la vita che è un'altra roba, perché tutti i buoni propositi, tutto quello che dico voi, ma la vita è una palestra che ti insegna tutto, va bene? E il bene e anche al male. Dopo vedi che cappa una strada e ti un'altra, però come ti dici i buoni si di più. C'è logico che c'è eclatanti, si fa che colpa uno e l'emerge perché gli è fuori, ma c'è tanti bravi fiori, non tanti, di più ancora, che proprio il CONI dovrebbe fare qualcosa, non a pagamento, a fare delle palestre per povera gente che non può andare perché non ha i soldi. Va bene, una volta pagavamo poco, ma adesso andare in palestra c'è un costo. Uno che abbia 3 fiori è un'altra roba. A scuola quando ero più lo sport era incluso. Noi altri facevamo sport, facevamo allevamento pesi, con i vasi di conserva e i bastoni delle scuole, col cemento, se facevamo i pesi, non era altro. E andavamo a Reie, in fondamento della misericordia, ma ti parlo di 70 anni fa, voglio dirmi Mirella, che lo sport è bello, bellissimo, tanto ti porta salute, perché facendo sport mi fa anche le visite, se ti dà qualcosa, mi te lo trova. E ora bisogna incentivare, come il paese di maestri, poveretti. Uno che ha una paese, un maestro, il 90% io fa per passione, perché mi c'ha per soldi. Coerente chi paga e spende chi dà, cosa chi fa, e se bravi fa quello che fa. Mi dà guadagni dalle mentalisti. E le persone che si dedicano agli altri. E ora bisogna queste persone qua a dargli una mano, quindi ha bisogno di qualcosa, di incentivi. Adesso funziona tutto a schermo. Dai, se no non andiamo più avanti, dai. Va bene, ciao Mirella e buongiorno. Grazie caro Rinaldo, ciao, grazie, ciao. Riflessioni importanti, anche giuste quelle di Rinaldo, però quello che traspare è che purtroppo anche fare sport costa e queste famiglie non ce la fanno. Io l'anno scorso ho cercato anche con i centri estivi, lo dico anche al dottor Miotti, di farglieli fare a quei bambini che non possono pagare con le famiglie. Per fortuna il governo ha capito qualcosa e ha investito su questo, perché non si possono fare bambini di serie A e bambini di serie B, poi dicono perché diventano violenti. C'è sempre un punto che qualcuno parte perché non ce la fa più. Però quello che volevo anche capire, ecco, questo maestro anche di vita, e pensate che ho fermato un politico anni fa, proprio di vecchia data, e gli ho detto, maestro. Ho detto, no Mirella, non sono maestro, sono ragioniere. Madonna, questo non aveva capito niente. Cioè io pensavo di dire maestro di vita, cioè non so, io ho detto ciao maestro di vita, ho detto ciao maestro. Cioè ecco, quello non capire anche la persona che ti sta di fronte, la parola ad esempio anche gentilezza. Voi siete gentili, vi salutate prima e dopo. Abbiamo visto questo ragazzo, questo campione Sinner, su questo sport molto ricco ma anche molto sensibile, educato, si abbracciano alla fine, si consolano, forse più Sinner degli altri perché lui è così, cioè lui ha l'umiltà ce l'hai nel DNA, non è che te la puoi quella possa trasmettere qualcuno, dottor Miotti. Eppure questo ragazzo riesce a entrare nei cuori delle persone. Si dimentica come qualcuno telefona che non evade ma va a pagare le tasse da un'altra parte,
Perché? Perché traspare il buono del ragazzo. Ecco, questo ragazzo è buono, è umile, è uno di noi. Quanto importante è far capire anche a questi ragazzi che tu alleni, Vittorio, l'umiltà, il saluto, la gentilezza, con uno sport anche che sembra magari forte, anche violento in parte. Certo. Prego. L'umiltà. L'esempio parte da noi. Dicevo prima della famiglia, ma allora la famiglia deve contribuire nello sviluppo, nella crescita di questi ragazzi e quando poi arrivano a noi dobbiamo continuare in questo percorso dove l'esempio è fondamentale. La penso così. Sì. Dottor Miotti? Sì, in effetti poter essere quella cosa che dicevi sui maestri, e bene, dopo un po' noi possiamo diventare dei maestri, ma perché abbiamo lavorato su di noi, perché siamo cresciuti, no? E adesso abbiamo... io ho per gioco così, siccome assomiglio a Bastianic, non so se... Allora, Master Chef, io non so buon farmi un uovo, e ho detto, io però posso fare Master Sex, adesso prossimamente farò Master Sex, perché il Master è colui che è esperto di qualcosa. Lui è un maestro, certo, no? Perché soprattutto ha interiorizzato una disciplina e trasforma, e con la sua vita traspare che lui è maestro, non è che tu trasmetti delle nozioni. Io invito anche gli insegnanti a volte a mettersi in gioco con la loro vita, non solo con le nozioni che spiegano, perché noi comunichiamo le nostre persone. Quello è il maestro, quindi hai fatto bene a dire il politico che lui poteva essere un maestro. Io pensavo proprio di dire quello, ma sì, ma bisogna stare attenti con i politici, con certi politici, perché questi non hanno mica capito niente. Qualcuno proprio, andate a scuola voi, altri che da fare le prediche, qualcuno deve andare a scuola e imparare cos'è la gentilezza, l'educazione, la sensibilità, perché sa, con questi telefonini che non c'è mai nessuno dall'altra parte, o quasi sempre, cominciano anche a stancare, dottor Miotti, anche perché sono pagati da noi, perciò se io ti fermo in qualunque posto, tu devi rispondere. Ma stiamo scherzando? Se il giornalista ti fa delle domande, tu devi rispondere. Ma sei impegnato a fare cosa? Corrono quando vedono i giornalisti. Avete mai visto? Quando vedo un giornalista corrono, pochi si avvicinano. Quei pochi che si avvicinano sono dei furbi, anche numero uno. Bisogna anche stare attenti quando parlano, perché poi nella furia di parlare dicono anche una verità nascosta che non si rendono conto di dirla, se noi stiamo attenti a questo. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno agli ospiti. E io domenica, quando ero ragazza ho giocato a tennis, dunque mi sono guardata tutta dall'inizio alla fine, e anche la premiazione di Sinner, perché è una forza della natura quel ragazzo, e poi come dici te è sensibile. E anche l'altro devo dire che mi ha stupito, perché vedevi la delusione, però ha avuto anche la forza di dire sei migliore di me, e non è da tutti. La competizione porta delle volte a essere anche quella forma di rabbia, no? E ho visto invece anche nell'altro un modo proprio di porsi in maniera positiva. Poi volevo dire un'altra cosa, i ragazzi, è vero Mirella, i politici scappano, però io ho la faccia da tolla come diversamente giovani, ma se io a Padova abito in centro, io ho incrociato tante volte l'assessore, il consigliere da destra, a sinistra, in centro, su e giù. Io lo fermo, mi presento con educazione, perché sono educata, sono gentile, e chiedo quello che può interessare la città o un argomento, e devo dire che ho avuto molte risposte. Magari ci girano attorno perché tirano fuori e non abbiamo soldi e che qua e che là, però se devo dire una cosa che sia negativa o positiva la dico. Purtroppo Mirella, non siamo fatti, l'ho detto tante volte, l'hai detto anche te, non siamo fatti tutti uguali. Mia sorella è l'opposto. Allora
non siamo cresciute nella stessa famiglia, l'educazione è quella, però io credo che sia anche un po' una roba genetica, o forse hai assorbito dal papà o dalla mamma o dalla zia, perché delle volte io ho una zia che era come una sorella e ancora adesso che ha un po' di anni meno, più di me, però penso che sia proprio un fatto che una persona ha la parlantina. Mio marito dice parli sempre. Sì, io parlo sempre perché io credo che la parola sia importante e la parola bisogna dosarla. Mio papà diceva: prima di parlare ascolta la testa e dopo apri la bocca, perché delle volte delle risposte brutte, maleducate, sono istintive, non ci pensano. Allora io credo che l'educazione civica che facevano a scuola una volta a Mirella, adesso vogliono, meno male, almeno da quello che ho sentito, io ormai ho già dato, però ci vuole anche una Grazie base. Sandra, molto chiara anche tu, perché devo andare anche in pubblicità. Ti ringrazio della telefonata e delle cose che hai detto, però giustamente questo ragazzo, questo avversario di Sinner aveva la rabbia e l'ha sfogata rompendo la racchetta. È riuscito ad eliminarla proprio facendo questo, perché la devi eliminare la rabbia in qualche maniera, però come dice giustamente Vittorio Caselato, va incanalata con le persone giuste, là c'erano anche le persone giuste che sapevano eventualmente incanalare questa rabbia o questa delusione. Però la più bella, penso io, il più bel mezzo per fare questo è proprio l'abbraccio che ha dato Sinner a questo ragazzo che l'ha abbracciato. Ecco il discorso di prima, l'abbraccio. Ecco, quanto è importante l'abbraccio, Vittorio? Tanto, tanto importante. Io ho apprezzato di quel gesto che ho visto anche il vedere piangere un campione, che pensiamo che questi campioni siano inattaccabili, invincibili, in realtà invece hanno una sensibilità e un cuore anche loro. Ha perso, ha ammesso di essere stato inferiore e questo per me ha dato un bel insegnamento a tutti noi, non soltanto ai ragazzi, sul fatto che l'importanza di ammettere i propri limiti. Prima ne parlava anche il dottore, ammettere i propri limiti e saperli eventualmente gestire e veramente per migliorarli. Allora sentiamo anche il dottor Miotti di questi gesti, di questa rabbia, ma forse anche l'emozione, l'importanza di questa parola, riuscire a emozionare. Ecco, Sinner riesce a emozionare i ragazzi, tanto è vero che i numeri di ragazzi che si sono iscritti al tennis è aumentato, questa è la verità. Vuol dire che lui ha trasmesso questo, li ha emozionati e emozionandoli loro hanno capito l'importanza di fare anche una disciplina e hanno scelto al momento il tennis perché questo ecco, è il loro, diciamo, il loro eroe, il loro idolo. Prego. Sì, abbiamo bisogno di questi esempi, di questi modelli vincenti. All'epoca mia c'era Platini e io sognavo di diventare Platini, ma non avevo i piedi come Platini. Quindi la cosa che però c'è dietro a Sinner, c'è una disciplina, c'è un allenamento costante, come dicevamo prima con Vittorio, c'è questo sacrificio di fare l'allenamento ogni giorno, di non saltare. Ecco, questo dobbiamo dirlo ai ragazzi, che i risultati vengono sia per il talento, ma vengono poi per il sacrificio. Rispetto alle emozioni, allora, quella racchetta spaccata, forse come diceva Vittorio, bisogna incanalare la rabbia. No? E se io Oscar spacco una racchetta, mi costa cara, magari al campione non costa, ma non è un bel esempio quello di spaccare la racchetta, non l'ho apprezzato. Mentre Sinner ha spiazzato l'avversario, perché se io ti abbraccio creo quel canale, quell'apertura per cui io mi dimostro anche debole, però non sconfitto, mi dimostro persona. Si può perdere con dignità senza per forza sentirmi abbattuto, e il fatto che l'altro non l'abbia snobbato e no, diceva io ho vinto, tu sei una merdaccia, si può dire, certo. Ecco, e allora questo ha creato un grande flusso umano, perché quello è stato un flusso di umanità di cui noi abbiamo proprio bisogno. Pubblicità.
Vittorio Caselato, maestro di judo, sesto dan, e siamo anche col dottor Oscar Miotti, psicologo e psicoterapeuta, soprattutto per parlare di ragazzi, di giovani, di sport, ma anche e soprattutto di emozione. Ecco, dobbiamo emozionarci anche noi. Io vorrei far vedere sia al dottor Miotti che a Vittorio Caselato queste mani di questa nonnina che è arrivata qui a Sveglia Veneti alle 9 del mattino. Io stavo entrando in trasmissione, prego la regia di mandare in onda le immagini. Ha preso la bicicletta, ha preso la corriera ed è arrivata a Sveglia Veneti. Eccola qua. Io l'ho fatta accomodare, non sapevo cosa fare perché stavo andando anche in onda, però pensavo fosse il minimo che potessi fare. E indovini cosa mi ha chiesto, dottor Miotti? Queste mani che hanno lavorato, che ancora riesce a 90 anni ad andare in bicicletta, a prendere la corriera, mi ha chiesto aiuto per ascolto. Lei vuole essere ascoltata, lei vuole ancora vivere, sentirsi viva. Cosa me ne faccio dei miei figli che vengono a mangiare 10 minuti in fretta e se ne vanno, non dicono una parola? I miei nipoti si siedono sul divano, giocano col cellulare e io non ci sono. Io devo vivere, io sono curiosa, vorrei capire e comprendere. Quanti mani ci sono come queste, dottor Miotti, che non ascoltiamo, che ci fanno capire quanto hanno lavorato, quanto hanno sacrificato e soprattutto quanto ascolto dobbiamo dare. Sono andata dappertutto, nessuno mi ascolta. Cosa dice? Siccome ci sta guardando, perché lei non si perde una puntata di Sveglia Veneti, cosa dice a questa nonna, a questa mamma, a questa persona che dice ho 90 anni ma sono viva, voglio vivere, raccontatemi, ditemi, prego. Intanto io vorrei dirle scusa, nel senso che quante volte noi ascoltiamo per dovere, ascoltiamo perché adesso Mirella mi ha fatto una domanda, l'ho ascoltata, ascolto i miei pazienti perché magari no, anche mi pagano, perché siamo in un contesto, però quell'ascolto gratuito perché mi interessi tu, quella è un'altra cosa. Quindi io mi sento di dirti scusa da parte anche dei tuoi parenti. E noi dovremmo proprio, quando ascoltiamo, anche per un minuto, però, che siamo lì, che posiamo il telefono, che non guardiamo altrove, cioè ti guardo negli occhi e magari ti tocco anche, ti prendo una mano. Ecco, abbiamo bisogno di questo duplice contatto, abbiamo parlato dell'abbraccio, perché è solo questo il modo attraverso il quale io vedo, noi psicologi a volte abbiamo questa astinenza, no, dal contatto, io me ne frego, spero che nessuno mi denunci, però non ho mai fatto nulla di cui posso anche essere considerato pericoloso, però a volte quando una persona piange, se diamo anche una mano, facciamo sentire che la stiamo ascoltando, che ci compromettiamo con lei. Sentiamo anche come saluta Vittorio Caselato, questo maestro di judo ma anche maestro di vita, questa persona, questa donna, io non la chiamo una nonna, questa donna, questa persona che vuole vivere, che dice io ci sono ancora. Questa donna, pensate che noi abbiamo dimenticato queste cose, una volta invece si facevano, è arrivata con un panettone, è arrivata con un piccolo panettone, perché noi una volta eravamo così, i nostri nonni quando andavano a trovare qualcuno non andavano mai con le mani in mano, portavano sempre un qualcosa e lei quasi era un dovere di arrivare con qualcosina e lei è arrivata con un panettone. Pensate, un politico non porta un panettone neanche a morte e morire e lei arriva col panettone, con questo panettone ti ringrazia e ti chiede ascoltami. Prego Vittorio, che segnali. Come diceva il dottore, siamo noi a dover ringraziare queste persone che ci sono proprio di esempio, di guida e ci fanno capire quali sono o quali erano forse i valori che queste persone meritano e meritano di avere. Io rimango sempre così, adoro vedere certe persone mature, anziane, che riescono a trasmettermi ancora adesso delle emozioni
che fanno parte della mia vita. Per me l'emozione mi rende vivo nel positivo e nel negativo. Allora andiamo a vedere questo video, judo, bambini, che ci fa sorridere, così anche questi diversamente giovani, come li chiamo io a casa, sorrideranno vedendo questi bambini, perché i bambini fanno sorridere, portano allegria e gioia. Andiamo a vedere. Allora, dottor Miotti, come interpreta questo video? Quanti bambini vorrebbero fare anche queste cose, giocare con i loro genitori? Il genitore gioca pochissimo con il bambino, poco. Dove vedo il genitore che gioca con i bambini? Nella diversità, nel diversamente agile. Ecco, il genitore gioca con suo figlio, ha quelle accortezze che molti genitori hanno perso, non tutti, perché ce ne sono anche di bravi, ne abbiamo visto anche un esempio, però molti non riescono a capire l'importanza del gioco, ma così li vedo anche al mare, in spiaggia, i ragazzi, i bambini che vanno con la mamma o con altri amichetti a fare il bagno e magari il papà fa il castello di sabbia da solo perché lui diventa bambino. C'è questo giocare assieme invece, oppure questo ragazzo che dice: papà, andiamo a fare il bagno? No, non ho voglia. Ma come? È una delle poche volte magari in vacanza che riesci a stare con tuo figlio, e io capisco magari non hai anche voglia, può essere anche vero, ma vai! Perché questo rifiuto secondo me non fa bene a questo ragazzo, questo no, non vengo a fare il bagno con te. Alla fine cosa chiede? Un bagno in più o in meno, non lo so, ma ecco il no, io sento molti no su questo, quando si tratta di giocare, di mettersi in prima linea con tuo figlio, prego. Sì, il giocare vuol dire avere questa parte gratuita, questa parte dove non c'è un ricavo, e poi con tuo figlio, no? Allora è facile, tra virgolette, con il bambino disabile perché ha bisogno, ma tu pensi che il bambino, o diversamente abile, scusa Mirella, agile, diversamente agile, e invece tuo figlio che apparentemente no, è agile, ma se tu non curi questo tempo gratuito, non lo fai sentire voluto, importante, e poi diventerà non così tanto agile, diventerà pieno di vuoti, un pieno di vuoti. Ma se posso aggiungere, scusami. Prego. Allora, spesso quello che io rilevo è il fatto che certi genitori nascondono certe difficoltà del figlio quasi per timore di essere criticati o comunque giudicati, quando invece l'aiuto per questi ragazzi diversamente agili è proprio di far conoscere all'operatore che lavora con loro queste difficoltà, perché su quello va lavorato. Eppure quello che abbiamo visto, lo sport è anche un gioco alla fine, un gioco anche colorato, un gioco vivace, un gioco che ti fa capire l'importanza della squadra, di stare assieme. Il bambino ha bisogno di stare assieme con i propri coetanei, di crescere con i coetanei della sua età, un po' alla volta finché si arriva ragazzino, ragazzo. Il problema è che, a mio avviso, dottor Miotti, da quello che sento anche che mi dicono, io parlo a nome anche di altri, fino ai 10 anni li ricopriamo di tutto e di più, proprio anche troppo.
Poi dai 10 ai 18 ci dimentichiamo dei figli, perché dobbiamo lavorare, perché abbiamo fretta, ma ce l'avevi anche prima, quando ero piccolo, facevi le stesse cose che dovresti fare adesso. Però è come se a 10 anni non vedessero più il bambino, ma vedessero una persona tanto si arrangia da solo. Non è così, perché abbiamo sentito che neppure a 18 anni sei cresciuto come cervello, che hai bisogno di crescere ancora. Cosa vuole dire a questi genitori, a questi nonni che la stanno ascoltando? Perché non si può continuare così a non vedere le cose che dovresti fare, di metterti in gioco con tuo figlio. Quel ragazzo che mi dice, dottor Miotti, tutte le mattine mia mamma hai fatto il letto, lo zaino è a posto, le scarpe, invece di darmi un abbraccio. Ecco, l'ha detto, l'abbraccio, la famosa parola abbraccio. Perché, Mirella? Ed è un ragazzo terribile. È cosiddetto, tra virgolette, terribile, che diventa terribile perché forse ha bisogno di qualcosa in più, di un affetto che magari non sente e ha bisogno. Prego, dottor Miotti. Sì, è vero, magari troppe cure prima, perché quando il bambino è bello, carino, ci gratifica, allora noi troviamo anche una soddisfazione, una gratificazione nostra a prendercene cura. Poi quando invece questo ragazzino, perché il preadolescente comincia a 9-10 anni a romperci le scatole, a metterci in questione, e allora a quel punto lì cominciamo ad imporci, a dettare delle regole. E invece, come dici tu, oppure fare richieste, anch'io a volte ricado su questa modalità, ma ci va una reciprocità. Io ti chiedo delle cose, ti riconosco come persona, come soggetto, e questa è la cosa che ci manca, cioè io sento che tu sei un altro da me e voglio che tu diventi te. Questa è la cosa che io vorrei dire ai nonni, non che noi dobbiamo pensare di creare dei nostri cloni, ma dobbiamo pensare che c'è una persona che deve diventare se stessa e dobbiamo continuare a prendersene cura. Vittorio Caselato, cosa vorresti dire a queste persone che ti stanno guardando, ascoltando, ma soprattutto un messaggio positivo? Non è mai troppo tardi per iniziare a fare qualcosa, prego. Allora, io ritengo che tutti questi bambini diventeranno degli uomini o delle donne, chiaramente, o comunque delle persone mature. Nel mondo dello sport spesso si dà più importanza al risultato agonistico, quindi il campione italiano piuttosto che il campione di tennis o di vari sport, tralasciando invece che questi ragazzini o ragazzi devono diventare degli uomini che verranno rispettati e verranno riconosciuti al di là delle loro capacità sportive, proprio per essere delle persone vere e pulite. Allora, andiamo a vedere anche questo servizio importante, questo figlio che ha accoltellato il padre a Verona. Andiamo a vedere. Accoltella il padre per difendere la sorella sedicenne. Un ventenne è stato prima arrestato e poi liberato. Il GIP ha infatti disposto per lui il divieto di avvicinamento al genitore. L'uomo, un avvocato di 57 anni, è ricoverato all'ospedale di Borgo Trento ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto nel weekend a Pescantina, in provincia di Verona, un gesto che sarebbe nato dopo un'accesa discussione sull'ordine della cucina, poi degenerata. Una ferita alla schiena con un coltello di 21 centimetri rinvenuto dai carabinieri nella camera del figlio. Al loro arrivo i militari dell'Arma hanno infatti trovato il 57enne a terra mentre il figlio tentava di tamponargli la ferita, che ha richiesto per l'uomo un piccolo intervento una volta arrivato in ospedale in ambulanza. Accusato di lesioni gravissime, il ventenne è stato portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Verona. Lo studente sarebbe intervenuto per difendere la sorella e avrebbe descritto il padre come una persona violenta e aggressiva, non nuova a duri scontri con la ragazza dopo la morte della madre. L'autorità giudiziaria lo ha successivamente indagato per tentato omicidio. Rimasto in carcere per 2 notti, il ventenne è stato rimesso in libertà dal GIP, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento al padre. Allora, dottor Miotti, cosa dice di questo fatto veramente increscioso ma disperato
disperato. Sì. Quale padre, tale figlio, tale padre, quale figlio? Com'è la storia? Bisognerebbe conoscere qualcosa in più, però effettivamente ci sono dei genitori che tirano fuori veramente un'aggressività e magari chissà quante volte questo padre ha sopraffatto i figli perché magari è preso dal suo dolore, è morta la moglie, se ho ben capito, sì. In qualche maniera, insomma, uno invece di prendersi cura di se stesso prevarica gli altri. Credo che questo è un gesto esasperato, per fortuna non ha avuto delle conseguenze letali. Bene che i giudici abbiano capito che non era il suo posto stare in carcere, però ecco, stiamo attenti a non incoraggiare che quando abbiamo un problema con i genitori andiamo alla violenza. Ecco, lui, Vittorio, che insegna a difendersi, a usare, incanalare l'aggressività, non sarebbe favorevole ovviamente a questi atti, quindi non è che dobbiamo giustificarlo, però pensiamo all'esasperazione, al grido di dolore di questo figlio che si sentiva annientato e che ha pensato che il padre andava fatto fuori. E che ha protetto la sorella. Sì, e questo non è secondario. E questo non è secondario. Il problema è che forse non si riesce a fare prevenzione. Prima, ecco, io dico sempre, lei fa parte dei servizi sociali, è assessore sociale a Castelfranco, mi scusi dottor Miotti, ma dobbiamo cambiare anche un po' le regole dei servizi sociali. Intanto non chiudere venerdì a luna, come ci sono gli ospedali, i ristoranti che lavorano 24 ore su 24, io direi, visto che abbiamo anche 6 milioni di poveri, e poveri vuol dire anche poveri anche di spirito, a volte ti tolgono la dignità di farli funzionare anche durante il fine settimana, che forse è proprio là dove tu vedi proprio tanta fragilità, perché si è ancora più soli. Nel fine settimana le persone che non hanno niente sono ancora più sole e questa solitudine esaspera, questa solitudine che io vedo e sento al banco solidale, mai qualcuno che ti segue. E io mi dispiace dirlo, dottor Miotti, però i servizi sociali non funzionano come sono. Io non do la colpa perché sono pochi, perché non riescono, ma se c'è questa richiesta, tu devi far funzionare il servizio sociale, devi mettere persone competenti, perché è una situazione delicata, è un assessorato delicatissimo, anzi direi uno dei più delicati, dove veramente tu devi ascoltare. Io non posso sentire le persone che dicono mi ha trattato male. Ho chiamato anche un sindaco l'altro giorno, ho detto verifica. Io ti faccio solo la segnalazione, però tu verifica. Che non penso che tutti raccontano le storie, che sono sempre i cattivi, i fragili e gli altri sono sempre buoni. Delle volte non è proprio così, non è un po' da rivedere questi servizi sociali, farsi aiutare di più anche dal mondo del volontariato, visto che ne abbiamo tanto, assieme a mettersi in gioco ed aiutare veramente le fragilità, capire chi è il volontariato, chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, alla fine troviamo la situazione che non ci arriviamo, perché non conosciamo, non abbiamo i dati. Cosa dice, dottor Miotti? Aiutarsi col mondo del volontariato, ma quello vero, no quello che ti dà visibilità. Di competenza soprattutto. E di competenza, bravo. Allora, mi hai dato un'idea. Sai che adesso dobbiamo fare gli ambiti sociali territoriali. Cosa vuol dire? Un'azienda sociale, dobbiamo farne 3 nella nostra provincia, una nell'area dell'ex Ulsotto, una a Pieve di Soligo e una a Treviso. Dobbiamo fare un'azienda aperta 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Anche col mondo del volontariato. Mi odieranno adesso gli operatori. Poi, specialmente se dice che gliel'ha detto la Mirella, guardi, proprio allora la odieranno a morte. Ok, e poi come facciamo a far questo? Allora, ci deve essere uno in turno, come in pronto soccorso. Il pronto soccorso non chiude mica. Allora, un pronto soccorso sociale, visto che noi vogliamo diventare un'azienda, ci stacchiamo dall'azienda sanitaria, allora dobbiamo essere un'azienda seria. Mi hai dato un'ottima idea, ti ringrazio. Altra cosa, sì, con quelli che fanno volontariato e che, per carità, c'è la parte narcisistica di gratificazione personale che va soddisfatta, i volontari vanno ringraziati, vanno anche lodati, perché no?
Però dobbiamo stare lontani a quelli che vogliono fare politica attraverso il volontariato, perché per carità allora ti esponi come fanno tutti, bisogna anche avere il coraggio di mettere la faccia e dire io sono di quella parte lì o di quella di là. Però effettivamente se non se non lavoriamo anche con i volontari non ce la facciamo a fare questo 365 giorni all'anno. Anche perché sa, dottor Miotti, che in Veneto eravamo ai primi posti come volontariato, siamo al 18° posto, se non addirittura al 20°. Siamo diventati egoisti adesso. Ecco, dai primi posti siamo al 18°, addirittura 20° posto. Ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo. Chi se range, ma no? Forse anche perché la politica è entrata a gamba tesa anche nel mondo del volontariato. È possibile, dottor Miotti, che il volontario deve girare col commercialista e pagare per fare il volontariato? Sì. Allora, già detto questo, penso che abbiamo detto tutto. Una volta ci stava peggio, ma si stava anche meglio per quanto riguarda il mondo del volontariato. Io capisco che c'è la sicurezza, ma vediamo chi fa cosa. Non è che tutti dobbiamo andare a scuola di volontariato, per carità. Guardiamo chi sono queste associazioni di volontariato, e la prego di fare questo e vedere chi può fare cosa. C'è quello che può andare a prendere a casa la persona diversamente giovane per portarla a fare le sue cose, c'è quello che può portare a casa la borsa della spesa, c'è quello che la può ascoltare, c'è quello che può dare i numeri se lei ha bisogno, ma se facciamo e continuiamo tutti a fare tutto troveremo sempre l'anziano, il diversamente giovane, il diversamente fragile da una parte e noi dall'altra. Cosa dici, Vittorio? Competenze e passione soprattutto. Passione per quello che facciamo, perché queste persone hanno bisogno di un aiuto, ma hanno bisogno di qualcuno che capiscano queste necessità, non semplicemente messe lì in un ufficio per rispondere al telefono, ma avere la competenza e appunto tanta passione di dare. Grazie, pubblicità. Graditissimi ospiti, abbiamo in presenza di Otisalvi Perin, imprenditore Piave 2000, grazie di Otisalvi Perin di essere qui. Saluto anche Antonio Serena, scrittore, ma 20 anni parlamentare, 20 anni insegnante, pensate quante cose parleremo questa mattina. Vediamo se c'è anche la sindaca Alessandra Sartoretto, ecco la vedo, sindaco di Fossalta di Piave, gruppo centrodestra. Sindaco o sindaca? Buongiorno. Così non sbaglio. Sindaco, grazie. Sindaco, ecco, vedete che poi tutto torna. Allora, partirei proprio da lei, sindaco Sartoretto. Cosa sta succedendo? Prima si parlava con Antonio Serena, aiuto, Antonio Serena appunto del problema che hanno le persone che hanno anche fatto politica da tanti anni, che non si ritrovano più in certe situazioni, con certe persone, ecco, che non si ritrovano più magari anche nei partiti che votavano, c'è molta confusione, il 50% che non va a votare, gli unici che ricevono ancora la fiducia dei cittadini siete voi, che se siete bravi anche vi rieleggono perché avete seminato bene, ma se non avete seminato bene vi mandano a casa, questa è la verità. Ecco, in questo mondo di confusione cosa dici? Cosa ci sarà nel 2025, sindaco? Come lo vede lei? Prego. È un po' difficile da dire cosa ci sarà nel 2025. È vero che c'è questa situazione un po' generalizzata di sfiducia, di mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni in generale e in particolare nei confronti della politica. Forse nei comuni, nei paesi questa cosa ancora non è proprio così palese, ma lo si sta cominciando a vedere. Ma io vedo in realtà che c'è anche un po' una mancanza di responsabilità da parte della gente, nel senso che andare a votare sappiamo che è un diritto, ma è soprattutto un dovere. Inutile
non andare a votare e poi continuare a lamentarsi. Ci vuole una presa di posizione anche da parte della cittadinanza nei confronti delle amministrazioni locali e comunque di tutto il paese rispetto a quelle che poi possono essere le decisioni a livello nazionale. Semmai ci mettiamo in prima linea nelle scelte rispetto alle persone da incaricare al governo del nostro territorio, mai potremo effettivamente dare un segnale o aiutare al cambiamento, insomma, ecco. Questo cambiamento che però si fa fatica a vedere, ecco, queste persone che non vanno più a votare, che hanno provato tanto, hanno provato di tutto e di più anche a cambiare, io lo dico perché ricevo le telefonate, adesso non si sentono rappresentate, sono demoralizzate perché i problemi che veramente dovrebbero risolvere, quella vita anche un po' anche d'inferno a volte che fanno, anche la burocrazia che aumenta sempre di più, pochi soldi, ecco, li fa star male. Dico, ma i nostri problemi chi li risolve? Sentiamo anche cosa ne pensa Antonio Serena, che è già stato parlamentare 20 anni, perciò la dice lunga con la Lega, perché bisogna dire anche con chi, 20 anni insegnante, poi adesso scrittore. Ecco, cosa vuole dire a queste persone che hanno perso la fiducia del voto? Perché devo dargli il mio voto? Prego, Serena. Guardi, prima di tutto la colpa maggiore si chiama partitocrazia. La partitocrazia è un meccanismo imperante, qualcuno la scambia con la democrazia, che è un'altra cosa. Qualcuno la scambia con la democrazia, la partitocrazia è un'oligarchia di pochi, un'oligarchia dei partiti. Allora tu... Allora aspetti un attimo perché gli è caduto il microfono e non si sente più niente, allora intanto che poi sistemiamo il microfono sentiamo Dio ti salvi Perin. Cosa vuoi dire? Ecco, allora io volevo intanto sentire Antonio qui, che è stato un pioniere del nostro periodo di risalita e quant'altro con la Lega, e quindi potrà dire qualcosa anche perché mi pare che è stato il suo pupillo Zaia o quant'altro, insomma, è stato lui al tempo del presidente della provincia a indicarlo, eccetera, quindi che l'ha portato dalla scuola appunto del Cerletti, eccetera. Quindi purtroppo è un casino perché a Roma dicono che la burocrazia è finita, nei comuni lo stesso lo dicono, però io sto per realizzare, ho presentato un progetto da anni di un'opera grandiosa che riguarda un stabilimento di produzione per portare 100 dipendenti, gente praticamente susegana, realizzare un museo importante. E purtroppo lì si impazzisce, io ho mio figlio lì che ha portato montagne di carte e continuamente mi chiedono, ancora non c'ho, non posso partire, ho dei materiali sugli altri stabilimenti fuori alla pioggia, ma ragazzi, ma cosa facciamo? Questa è la situazione che ti trovi in concreto dopo. Ecco, allora, dicono dobbiamo sostenere l'imprenditoria e gli imprenditori, quello che hanno voglia di fare, e poi Dio ti salvi Perin è l'esempio invece che dico fermi tutti perché la burocrazia impedisce, perché. Andiamo a vedere invece questo documentario, devo correre perché il tempo è tiranno, che ha portato Perin, che è bellissimo, della Grande Guerra. Vediamo la prima parte così mettiamo anche a posto il microfono di Serena. Grazie per essere qui per questa giornata con noi. Dove chi era arroccato l'esercito austro-ungarico, quindi da qui era Austria e di là era Italia, quindi da fiume Piave. Questa è una cosa. E una nota molto importante del nostro artista Pietro Stefano, dov'è che si trova? Che proprio recentemente ha trovato una cosa straordinaria con un amico, sono venuti qui con scanner. E noi sappiamo che ci sono qua varie bocche su sta riva qua, no? Perché le trincee erano qua in cima
che sparavano qui contro appunto il Montello, e qui ha trovato, analizzando il terreno, delle gallerie dentro qua in questo posto qua, quindi interessante, ecco, per i proprietari un domani che si vuole fare questa ricerca, di andare dentro in queste gallerie, fronte qua, che andavano fino giù su tutta la zona praticamente, fino giù alla centrale del gas e fino a Mina, ecco, tutta questa zona qui molto importante. Questa è la mappa più o meno che poi analizzeremo. Noi ci troviamo in questa zona dove c'era la 13ª Schützendivision. Allora, gli antefatti, bisogna fare una mente un po' perché è successo, come è successo e come è finita. Allora, inizialmente dobbiamo tenere in mente due cose. L'Italia, dopo il 9 novembre del 17, ha formato la linea del Piave, cioè tutte le truppe sono ritornate indietro, è iniziata la famosa battaglia d'arresto che poi è durata tutto il dicembre con alterne vicende. L'Austria inizialmente voleva proseguire l'avanzata, ma poi, se noi sappiamo, la logistica si stava allungando troppo, per cui non avevano neanche la capacità di rifornire le truppe che stavano avanzando, per cui hanno deciso di fermarsi sul Piave. Per l'Italia, opposto, c'era la necessità di ricostruire tutto quello che era stato un po' il collasso di Caporetto, soprattutto della seconda armata. Quindi, una volta rientrato, hanno cercato di resistere fino a dicembre con successo, poi hanno iniziato a ricostruire un attimino, e qui la seconda armata, che purtroppo era stata praticamente distrutta, è stata rifondata con l'ottava armata. L'ottava armata, che aveva preso un po' di reparti sia di quelli della seconda che erano salvati che di altri corpi d'armata, e ha formato l'ottava armata. E l'ottava armata quindi è stata schierata su le armate italiane. La prima armata verso il Garda, poi c'era la sesta armata che aveva il fronte degli altopiani di Asiago, poi c'era la quarta armata di Giardino, famoso generale, che è praticamente il Grappa, poi noi avevamo l'ottava armata che era questa, in questa zona, e da parte più in giù la terza armata del Duca d'Aosta. Quindi noi ci concentriamo sull'ottava armata. Dalla parte austriaca invece avevamo la sesta armata, che faceva parte del gruppo Boroevice, che era il generale che aveva comandato anche le truppe sul fronte isontino, grandissimo generale, veramente bravo, e poi la quinta armata invece la parte bassa del Piave. Quindi abbiamo l'ottava armata e la sesta armata. L'ottava armata comandata dal generale Pennella, e che era stato anche, poi vedremo le sue purtroppo titubanze, ci ha creato un po' di problemi. Dall'altra parte il suo contromonimo era Goiginger, generale Goiginger o Goiginger, dipende da come si vuole pronunciarlo, il quale aveva, diciamo, a sua disposizione faceva parte del sesto corpo d'armata. In questa zona c'era l'11° corpo d'armata austriaco, più spostato verso, diciamo, il Brenta, la 10ª armata, ma a noi questo ci interessa poco, dobbiamo concentrarsi su queste due armate, la sesta armata qua e l'ottava armata qua. La sesta armata aveva a disposizione tre divisioni. Una divisione inizialmente era formata da 11.000 uomini, ma in questo periodo, dopo anni di guerra, ovviamente il personale, il numero di uomini era diminuito, si poteva andare dai 5.000 alle 8.000 a secondo poi del momento. Qui avevamo tre divisioni, quindi avevamo in questa zona qua la 31esima che aveva questo fronte. Questo qui era già diverso, noi ci concentriamo su questa zona, non le Grave di Ciano, qui è un altro discorso. Quindi noi avevamo la 31esima in questa zona, quella che ci interessa maggiormente, che siamo noi qua, è la 13ª Schützen, che poi a Villa Yakurt, dove noi andremo, c'era il ponte a Villa Yakurt, e poi avevamo la 17esima, questa zona da Nervesa verso questa zona qua. Quindi il fronte inizialmente doveva essere di 12,
chilometri, gli austriaci, gli austro-ungarici, perché queste due divisioni erano ungheresi, hanno accorciato a 6 chilometri. In questa parte italiana abbiamo 2 corpi d'armata, l'8° corpo d'armata in questa zona qua, composto dalla 58esima divisione Brussi, generale Brussi, e dalla 48esima generale Salazar, comandanti da Asclepio. L'Austria aveva necessità di fare un'offensiva. Il fronte interno incominciava a cedere per motivi anche proprio alimentari, di mancanza di sostentamento, per cui gli alti comandi in marzo hanno deciso, gli alti comandi che erano a Vienna, hanno deciso a Baden, hanno deciso che si doveva in ogni caso fare un'offensiva che come scopo ultimo, tra virgolette, era di sfondare e di riuscire anche ad avanzare verso l'Adige. Oetzendorf voleva a tutti i costi iniziare subito, perché già da maggio si pensava il 20 maggio. Borojevic ha detto: signori miei, qua io devo avere uomini, mezzi, canoni, tutto il necessario per sfondare il piano, quindi devo attendere almeno il 20 giugno, se non più tardi, perché altrimenti non ho la forza sufficiente. E invece tira molla, hanno dato ragione al testone, che era quell'altro, per cui hanno deciso il 15 giugno. Ecco, siamo arrivati, adesso chiudiamo il discorso del perché siamo arrivati al 15 giugno. Perché le date, uno diceva una cosa e un altro hanno detto vabbè, allora se non è l'11 giugno facciamo il 15. E lì Borojevic ha accettato anche di malavoglia, dicendo: io purtroppo ho quelle a disposizione, quelle forze che ho, cercherò in ogni caso di portare avanti l'offensiva. Allora, intanto ringrazio Dio ti salvi Perin per questi video che ci fanno toccare con mano quella che era la realtà di allora, ma che è anche la realtà di adesso, perché si salta per aria anche adesso, magari con altri strumenti, ma sempre così si salta per aria. Allora, sentiamo anche Antonio Serena, che prima appunto aveva il microfono che era caduto, non si aveva capito cosa aveva detto. Allora, ricominciamo, Serena, prego. Sì, niente, lei ha elencato la mia attività politica, letteraria, di insegnante, eccetera. Io ho cominciato a interessarmi alle cose della politica tra virgolette, alle curiosità della politica a 13 anni. Quando i miei amici andavano in discoteca, io andavo a attaccare manifesti, eccetera. Passione. E dietro a questa mia attività però c'è sempre stata una grande passione per la ricerca storica. In particolare, per entrare, penso, sul tema che vorremmo trattare, in particolare mi sono chiesto a una certa età perché una certa storia, in particolare quella che parte nel 1945, Resistenza, guerra civile, come la si voglia chiamare, è stata scritta una storia a metà. È vero che i vinti scrivono la storia, cioè chi vince scrive la storia come vuole lui. Adesso siamo in un clima, sono passati 80 anni, ci sono delle vergognose divisioni, perché quando io vedo, lo dico molto apertamente, un Presidente della Repubblica che il 25 aprile celebra il 25 aprile, io fossi Presidente della Repubblica celebrerei la festa della pacificazione, perché dopo 80 anni non si può più parlare di odio. E queste manifestazioni sono manifestazioni di odio. Io le ritengo manifestazioni, come altre persone più qualificate di me le ritengono manifestazioni di odio. Si dovrebbe analizzare la storia, cosa che non è stata fatta dopo 80 anni. Noi scopriamo delle verità. Io sono classificato come ricercatore di destra. In realtà cerco a destra perché a destra ci sono delle cose che non sono state ancora dette, cioè chi ha perso non è stato nominato. È successo di recente nel comune di Possagno che per apporre una lapide a una persona stimatissima anche dagli stessi avversari politici, ucciso in un'imboscata, bisogna aspettare 4 anni, mentre il prefetto ci ha messo un giorno a dare il permesso. Ma perché? Perché confondiamo la storia con la politica. Io posso pensarle in un certo modo politicamente, ma la storia è cronaca, la storia è giornalismo, la storia è raccontare i fatti per come si sono successi. Purtroppo questo non accade ancora. Qui il discorso
si amplierebbe. Onnifredi, il professor Onnifredi, che non è certamente sospetto di collusioni con la destra politica perché è di sinistra, Onnifredi in televisione ha detto che praticamente noi nel 1945 siamo stati liberati dai tedeschi che erano qui da 2 anni e siamo stati occupati dagli americani. Ha parlato finalmente chiaro, perché questo non vuol dire essere di destra, essere di sinistra, avere delle idee. Le idee possono essere condivise, uno di sinistra condividere un'idea di destra e viceversa. Questa è lealtà, chiarezza politica. Questa lealtà però è chiarezza politica serena che una volta si faceva, io mi ricordo benissimo Almirante con Berlinguer che tranquillamente dialogavano, senza eccessi d'ira, senza inveire, ognuno dalla propria parte portava quello che pensava fosse giusto e che la storia ci ha lasciato, ma la storia non ha insegnato niente a questi politici. Mi scusi dottoressa, le chiedo Prego. scusa se la interrompo perché ci sta questo. Allora lei ha citato 2 persone che sono 2 cardini della storia del dopoguerra. È vero, succedeva questo, succedeva che si ammazzavano in Parlamento e poi andavano ai funerali, c'era un rispetto, c'era un'educazione politica anche. Ma adesso non c'è più perché c'è l'interesse sopra le idee. Allora uno mi dice, ma tu eri della Lega, poi è arrivata nazionale. Allora, Almirante aveva delle idee politiche, resto su questo ambiente. Fini non aveva le stesse idee politiche di Almirante, faceva parte di un altro partito, cioè c'era quella fiamma. La Lega di Bossi, io sfido chiunque a dirmi che la Lega di Bossi è simile alla Lega di Salvini. Uno è secessionista, l'altro si cambierà il nome, adesso si chiamerà Lega Nazionale, è nazionalista dove può esserci un matrimonio. Quindi la gente è anche disorientata, la gente non sa dove andare. Serena, quello che io stavo terminando di dire è perché una volta c'era un dialogo anche culturale, persone che avevano fatto politica passando attraverso una scuola politica, quello che non succede adesso. Noi troviamo politici che delle volte diciamo ma hanno capito quello che si dice o no, e soprattutto il business e l'interesse, ma per chi? Per loro. Sì. Perin l'ha detto molto bene, l'imprenditore che vuole dare, che vuole lasciare un segno, che investe, viene lasciato dall'ultima parte se non fa parte del cerchio magico. Certo. Allora, in politica, se tu fai parte del cerchio magico, riesci a entrare e a fare qualcosa, ma questo vale per la sanità, per il lavoro, per il mondo del volontariato, vale per tutti, però la gente è anche un po' stanca e questo 50% che non va più a votare dovrebbe dirla lunga su quello che è al momento questo dialogo che si è interrotto tra cittadino e politica. Dov'è che va il cittadino? Va a votare il sindaco, anche se qua la diciamo lunga veramente tanto. Addio qui i microfoni, ragazzi, un disastro stamattina. Allora la dice lunga perché poi anche il sindaco, nonostante si faccia la squadra del sindaco, perciò persone che un domani se vengo eletto metto nella giunta, viene calato dall'alto l'assessore che non ha preso neanche un voto, che non ha preso nessuna preferenza. Bravo. Allora il cittadino dice, ma allora chi me la fa andare a votare se poi anche nella squadra del sindaco mi ritrovo un assessore che non è stato eletto e non so neanche chi sia. Eppure nessuno riflette, legge elettorale che non si cambia, tutti lo dicono, ma mi sembra che non ci siano proprio nessun partito che abbia voglia di fare questo, e questo la dice lunga. Devo correre perché il tempo è tiranno. Salvi Perin, sia come imprenditore ma che anche come studioso, come ricercatore, come uomo che ha nel DNA questa passione del passato, di quello che c'era una volta e che tu cerchi di far riemergere. Prego. Come le verità che non sono state dette sulla Grande Guerra, che prima abbiamo visto queste passeggiate che noi facciamo sulle trincee, sugli ospedali e tutte le attrezzature che avevano qui gli austro-ungarici, che anche lì è stata grazie
a Carlo I d'Asburgo, l'imperatore, che ha deciso di fare la pace. Dopodiché è stato facile fare l'armistizio e dire che noi abbiamo vinto sopraffando nella guerra. Ecco, questa è tra le prime cose che io ho studiato, anche perché sono presidente del Museo del Piave, e dove custodiamo tante cose. Adesso si stava parlando del discorso, per introdurci, nelle lettere che ho fatto, che sto portando avanti un'iniziativa importante per ricordare l'eccidio di Oderzo e quello di Ponte della Priora. Vediamo anche il libro di Serena, purtroppo eccolo qua. Dimenticati. Ci sono 40 anni comunque. La strage di Oderzo. Antonio ha lavorato molto anni in questa cosa, io mi sono introdotto per capire questa cosa, perché lì a Ponte della Priora c'era un monumento importante per ricordare. E la gente mi chiedeva sempre: ma come faccio io ad arrivare lì dove è stata questa fossa di oltre 120 morti? Immaginate, tirati giù dal camion questi studenti disarmati dalla scuola Brandolini di Oderzo e quindi trucidati. Lì c'è un cippo. Adesso io tramite Muraro sono riuscito, quando era appunto presidente Muraro, a mettere delle targhe e della gente arriva lì, perché da dentro ne è grave del Piave, come fai a mandare la gente a dire lì c'è il monumento? Adesso almeno potete arrivare e vedere tutti i nomi, perché hanno ucciso questi poche persone armate di mitra, che portavano il mitra a tracolla come una chitarra, e come gli saltava in mente, se non facevi quello che avevano loro ti tiravano giù dalle spese. Queste mitragliatrici io le ho su al Museo del Piave, se venite a vederle, e fanno paura. Allora adesso stiamo portando avanti il discorso per poter farlo a Oderzo, perché sono stati uccisi anche là oltre 10 persone, e guardate il tempo tra questo biondo che comandava, Bosambo e quant'altro. Hanno detto a un certo punto un matrimonio di loro, con la loro appunto nella funzione religiosa, dobbiamo uccidere 12 persone, perché questo è perché l'augurio che tu abbia 12 figli. Ecco, pensate che pazzie di questa gente che comandava per tutto. Adesso stiamo portando avanti questo discorso a Oderzo, spero che il genere artico dia l'autorizzazione di mettere questa stele, come l'abbiamo fatto a Ponte della Priula, e quindi anche il sindaco mi rivolgo che possa dare questa adesione, assieme in collaborazione col sindaco di Susegana, perché anche questa è la tragedia assieme di tutti questi soldati disarmati eccetera, portati sui camion e tirate giù le spese. Io la testimonianza del mio parroco, che ero a San Pio X, praticamente a Conegliano, dove avevo i ragazzi a scout eccetera, e mi ha raccontato delle cose allucinanti, perché lui voleva sempre venire in posto di eccidio a Ponte della Priula, però non ha mai avuto il coraggio di venire, perché lui questi ragazzi li ha visti partire dal collegio Brandolini, perché giocava il pallone assieme. Ecco, allora adesso andiamo sul settore. Io ho ricevuto dalla scuola dei filippini di Coso del materiale importante, se qualcuno lo ha conosciuto, Angelo Fantinato mi ha concesso tutta la collezione, che ho qua tutte le lettere e i documenti che lui ha raccolto in tanti anni, arrivati da tutti i campi di concentramento. Quindi qua davanti vi ho messo Auschwitz, ma questa documentazione, guardate, ritiravano tutti i pennelli da barba a tutti i soldati eccetera. Di questa rassegna storica ho fatto una mostra grazie al sindaco di allora Floriano Zambon a Conegliano, intitolata "Non più reticolati nel mondo", e per dire tutti i cittadini sono invitati, e un invito in particolare ai studenti, e quindi l'abbiamo fatta negli anni 90. Questo è un biglietto ancora di tempo degli anni 90, ma se voi vedete queste cose di Auschwitz è cosa impressionante. Senti, Dio ti salvi, ma come mai questo giorno della memoria, lunedì 27, giorno della memoria, ecco, non continuare anche nelle scuole a portare queste mostre, questi documenti così preziosi che tu hai? Ti sei rivolto a qualche scuola, a qualche istituto? Ma io ne parlo sempre, perché i campi di concentramento, quella lista di campi di concentramento, erano in quasi tutte le nazioni del mondo, non erano solo in Germania, quindi è una cosa impressionante. Qui c'è degli elenchi pazzeschi di quanti erano i numeri eccetera su questa documentazione. Naturalmente
c'è stato coinvolto anche la mia famiglia, mio papà Antonio è stato... Ma ripeto, tu hai provato a vedere se riesci a mettere questi importanti documenti a questi ragazzi? Perché io qua, vedi, ho i biglietti che mi ha scritto l'Istituto Comprensivo Coletti, che ho avuto ospiti questi ragazzi, e sono biglietti che secondo me fanno pensare, anzi ne parlerò anche con la dirigente, di portare queste cose che tu hai, anche fare una mostra all'interno delle scuole, perché è là che dovrebbe essere conosciuta la storia. Sentiamo, Sindaca, cosa ne pensa, Sindaco, di quello che ha detto, sia di Salvi Perin, di quello che ho detto io, portare questi documenti, ognuno con le proprie riflessioni, le proprie idee, ma sono ragazzi che vogliono anche capire, essere ascoltati. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo su questo, come sono d'accordo che ci sono tanti aspetti del passato, come della Seconda Guerra Mondiale, che non sono ancora così conosciuti ai più, e mi riferisco, ad esempio, noi abbiamo voluto per la giornata della memoria organizzare degli eventi anche all'interno della scuola, parlando di una parte della Seconda Guerra Mondiale che ai più veramente non è conosciuta, ed è stato il dramma degli internati militari italiani, degli IMI, che ha coinvolto 650.000 persone, 650.000 soldati che hanno avuto il coraggio di dire no, e quindi che solo ora, dopo 80 anni, sono stati riconosciuti come degli eroi silenziosi della Seconda Guerra Mondiale. E ricordiamo anche che sicuramente almeno 55.000 non hanno più fatto ritorno, ma se ne stimano circa 100.000 che abbiano perso la vita nel momento della deportazione, piuttosto che all'interno dei campi di lavoro. Ne abbiamo parlato proprio anche con una figlia, con la figlia di uno di questi proprio l'altro giorno. Noi abbiamo organizzato, grazie ad un appassionato, perché lui non si definisce storico, che è Stefano Furlanetto, ne abbiamo parlato con i ragazzi della scuola. Lui ha scritto un paio di libri, l'ultimo appena pubblicato, che parla proprio del nonno che è stato un internato e della sua ricerca degli altri compagni di prigionia di questa tragica sventura. Tanti proprio del nostro territorio, del veneziano, del trevigiano. Sindaco, il giorno della memoria deve essere solo il 27 di gennaio e non far sì che questa memoria, soprattutto nelle scuole, riviva? Ad esempio, lei avrebbe piacere di allestire questa mostra con Dio ti salvi Perin, con questi documenti? Ma assolutamente non dovrebbe essere solo il 27, questo lo confermo, anche perché se guardiamo un po' l'elenco delle giornate intitolate a un qualcosa, ogni giorno è una giornata però ci sono cose che sono sicuramente più futili e ci sono cose che sono sicuramente molto importanti e che non si devono limitare ad una giornata. Per cui ben vengano le iniziative, assolutamente, se ci fosse la possibilità di coinvolgere i ragazzi, e ripeto, li abbiamo coinvolti in questa iniziativa e li abbiamo visti veramente molto interessati, anche perché hanno conosciuto un aspetto che non conoscevano. È stato spiegato loro il significato della pietra d'inciampo, ad esempio, e quindi ne sono stati veramente affascinati, ed è il nostro intento, perché comunque far conoscere la storia attraverso testimonianze, attraverso documenti originali anche, è veramente un qualcosa di più. Non è la storia studiata sui libri, è molto più fredda, più asettica. Le lettere scritte, ad esempio, queste lettere, queste foto. Perciò, Sindaco, le girerò, se lei mi consente, il numero a Dio ti salvi Perin, ecco, per mettersi d'accordo, visto che si chiama poi Fossalta di Piave. Non a caso, Fossalta di Piave, perciò noi abbiamo, il Piave mormorò non passa allo straniero, sarà utile che qualche ragazzo riesca a capire qualcosa in più anche con queste mostre. Assolutamente. Che, grazie a Dio ti salvi Perin, abbiamo la fortuna di avere questi documenti. Lettere agghiaccianti, purché era la censura militare, che arrivano un po' da tutto il mondo, che Don Fantinato aveva raccolto, e quindi molto importante. Insomma, ecco, io c'erano anche i campi americani di Giuseppe Berto, no? Viene fuori dal Texas. Certo. E io purtroppo
ho la mia esperienza personale di mio padre che aveva delle piaghe perché è stato pestato con le fruste eccetera a sangue, quindi portato via tanto di pelle così sulla schiena mio padre, quindi è andato in ospedale e quant'altro, al rientro insomma, quindi ora che è stato deportato in ti metterò in contatto con questo sindaco in maniera che vediamo se riusciamo a portare avanti so che quella volta il giorno della abbiamo memoria. avuto molto successo, siamo agli anni 90 con allora sindaco appunto Floriano Zambona Conegliano nella sala di Battuti sopra il Duomo, ma dopo da lì io ho sempre parlato però ma sai che Svegliavenne ti porta bene, no? Porta fortuna. Ti ringrazio. Allora Serena, andiamo avanti perché il tempo è tiranno, io leggo anche questo libro, Spusi, banditi a Zapparè, io l'ho letto in maniera diversa, sindaco, lo dico anche a banditi a Zapparè, io direi politici a zappare. Ecco, mi è venuto proprio questo, assieme a questo titolo mi è venuto questo, non tutti per carità, ma alcuni magari a Zapparè magari. Ecco, prego allora lei Serena. da persona intelligente qual è? Ha toccato subito il tasto giusto, ho parlato di partiti politici. I partiti politici governano, comandano, stabiliscono e in genere si attorniano di persone poco dotate perché altrimenti la persona dotata ti porta via il posto, parliamo chiaramente che capiscano tutti, ti porta via il posto. Questo succede dappertutto, restando nel campo storico. Ma mi permetta, io ho sentito più volte un certo Cazzullo, che tutti Aldo conoscono, dire ad esempio l'Italia è stata liberata dai partigiani. Poi io che seguo più i libri dei partigiani di quelli dell'altra parte, sento Gianni Oliva dire che la guerra civile in Italia è stata partecipata da una parte e dall'altra da 4 milioni al massimo di persone, compresi parenti, amici, collaboratori e roba del genere. Quindi un fenomeno limitato al nord e limitato anche perché la maggior parte delle persone non vedeva l'ora che finisse la guerra e cavare la pelle e tornare a riprendersi dalla guerra, eccetera. Per cui come si fa a dire l'Italia è stata liberata dai partigiani? L'Italia è stata liberata dai tedeschi, ma tramite gli americani, tramite le armi americane. I partigiani non avevano nessuna forza per liberare niente, non si facevano neanche vedere, non esistevano. Ci sono stati i martiri, d'accordo, ci sono stati i martiri da una parte e da una parte dall'altra. Poi mi sento dire, ad esempio, recente, da Saviano, e qui è trattata questa storia, queste sono le famose piccole storie, ma noi parliamo sempre di storie in grande. A me il professor Corsini, docente allo Yulm di Feltre, diceva sempre: senti, prenditi un pezzo piccolo di storia, analizzano fino alla fine e lì si va poi a espandere tutta la realtà generale, perché se tu parli di grandi cose non vai mai al nocciolo, non capisci da dove parte il problema, devi prenderti un piccolo argomento e trattarlo per intero, trattarlo fino in fondo, allora capisci. Allora io vedo che ad esempio Saviano non 4 mesi fa è venuto a parlare, questo è un libro locale, molto interessante perché si sente parlare di posti, però la gente non sa cosa è successo. Si parla dei fatti di Crocetta del Montello. A Crocetta del Montello c'era una banda di delinquenti comuni che erano stati fascisti, partigiani, andavano dove convenivano e terrorizzavano la popolazione. Oggi qualcuno, Lampi ad esempio, che lì chiudiamo pietosamente la pagina perché non voglio neanche entrare nel merito, Lampi, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, d'Italia, Lampi li tratta come eroi. No, non erano eroi, era gente che terrorizzava per ragioni di lucro, di furto, che stupravano le donne di notte nelle case, e i partigiani stessi sono andati a denunciarli ai tedeschi perché li eliminassero, perché avevano creato il terrore. Ora viene fuori Saviano che non capisce niente di questa storia, che non conosce assolutamente questa storia. Io l'ho appresa dal sindaco di Crocetta, amico di Bernini, corrente di sinistra della Democrazia Cristiana, che ha scritto un libro su Crocetta. Ma questi non erano partigiani, cioè abbiamo dei maestri, e anche lì torna il discorso di mettere le persone giuste al posto giusto. Sì, ma siccome non c'è il contraddittorio, diciamo che ognuno fa le proprie riflessioni, il suo punto di vista, e anche da come ognuno legge la storia e come vuole leggerla. L'importante è che ci sia un dialogo che ognuno
civilmente dialoga senza ad arrivare a veramente a superare questa asticella. Non c'è mai stato, mi permetta di portare un fatto recente di giorni scorsi. Noi, non io personalmente, faccio parte dell'associazione, ma l'associazione dei caduti della Repubblica Sociale ha chiesto al sindaco di Possagno, che è un certo Valerio Favero, figlio del presidente nazionale degli Alpini. Sì, che abbiamo avuto ospite poco fa. Da 4 anni abbiamo chiesto di mettere una lapide, che è stata poi messa per intervento del prefetto, al colonnello Enrico Dell'Uva, una persona reduce di El Alamein, plurimedagliato, che gli stessi partigiani definiscono una persona bravissima, però aveva un alto ruolo e è stato colpito, per dare l'esempio, diciamo. Allora noi abbiamo documentato tutto, ci abbiamo messo 4 anni per ricordare questa figura, perché sono speculazione, poi fanno la manifestazione. Non c'è il sindaco, chiederemo al sindaco Favero, la prossima volta che vediamo, andiamo a vedere, devo correre, no, non ce la faccio, Serena, il tempo è tiranno, anche la terza parte di questo video che ha portato Dio ti salvi Perin. Sugli altopiani, l'idea di sfondamento a valle o a monte è un'altra teoria militare, aveva l'idea di salire e poi scendere. Borré ci diceva teniamo il fronte del Piave e attendiamo gli esiti. Ecco, quindi chiudo qua intanto il primo discorso, poi entreremo sul vivo di come si è svolta tutta l'operazione. Questa è una tabella che abbiamo inaugurato nello stesso sentiero della pace, ancora precedente, che abbiamo proposto al Presidente della Regione di fare questi sentieri della pace lungo destra, sinistra, Piave, e difatti ci hanno ascoltato e fra poco speriamo, magari qui abbiamo un amministratore di Susegana che potrà dirci se c'è in fase avanzata il discorso di questa pista ciclopedonale. Qui più avanti troveremo un ponte realizzato da questo finanziamento, però si ferma qui. Manca il punto cruciale quando noi andremo avanti per realizzare là, perché la spesa più grossa era di fare la massicciata e di fare appunto il percorso sopra l'argine. Un po' i problemi italiani, no? Abbiamo visto che gli austriaci hanno avuto tutti questi problemi e abbiamo qui, allora, comandava Pennella, c'erano 2 generali di corpo d'armata, Asclepio, Ascanio Asclepio, quello che è, e Di Giorgio. Allora qui c'è un problema, sono 2 generali bravi, che hanno sempre, però Pennella aveva un debole per uno e detestava l'altro, e anche qui c'è stato, sì, questo ha creato la confusione del 15. E vi spiego il perché. Di Giorgio aveva carriera insieme a Pennella, grandi amici, bravi generali, tenaci, nulla da dire sul fatto militare. L'altro era un nobile ligure, questo Asclepio, Ascanio Asclepio, il quale non aveva fatto la scuola
lo Stato Maggiore, era un ufficiale, si chiamavano i truppier, cioè gente che stava con la truppa sempre in prima linea, del comando non interessava tanto. Quando c'è stata la rotta di Caporetto, del 24esimo Corpo d'Armata di Cavacciocchi, questo qui, Cavacciocchi, è andato fuori di testa e questo ha preso in mano. Ottavo Corpo d'Armata comunica immediatamente a Pennella lo sfondamento, il fatto di dire guardate che qui la situazione è grave, è stata sfondata la linea del saliente, la linea della corda è in pericolo, abbiamo 2 brigate ormai distrutte. Pennella ha privilegiato il suo amico, il quale era qua, e invece di dirgli immediatamente spostati, ha perso tempo, e quando si perde tempo si perdono uomini. Allora, intanto spieghiamo chi è questo signore che spiega e illustra la storia di Otisalvi. Ecco, è il generale Guido Spada, che comandava la forestale di Treviso e di Venezia, quindi siamo assieme anche cavalieri di San Giorgio di Vienna, e quindi collaboriamo a varie iniziative in collaborazione col Museo di Caporetto, col Museo di Vienna, dove abbiamo donato una barca, e con Budapest. Ecco, questo è il rapporto un po' che avevamo anche con Otto d'Asburgo, discendenti del Sua Altezza Imperiale Carlo d'Asburgo, che è anche beatificato. Ecco, questa è la cosa importante sulla nostra storia. Facciamo delle uscite 2 all'anno di queste passeggiate, quindi nella linea del Piave, perché c'è il fronte, la gente che passa lungo quelle strade eccetera non vede niente perché è tutto imboscato dai cespugli e quant'altro, però c'è una grande storia dentro, perché ci sono appunto delle gallerie, delle caverne eccetera, che sono ancora piene sotto di materiale, perché quando hanno fatto la ritirata gli austriaci hanno fatto franare il fronte davanti della riva dove era postata le trincee interne eccetera, e c'è dentro ancora materiale, quindi c'è da fare ricerche per anni volendo, insomma, ragazzi. Allora, Sindaco Sartoretto, quanto importante sarebbe anche che i nostri comuni, quelli che hanno la storia che si può raccontare, facessero dei percorsi culturali importanti, anche turistici, perché la storia è storia, la storia non va dimenticata, se no cosa serve il giorno della memoria, il giorno del ricordo, se poi non abbiamo la documentazione, non la facciamo vedere, non la illustriamo, anche i ragazzi che magari sarebbero più intrigati a capire e a conoscere. Prego, Sindaco. Grazie, su questo argomento sfonda una porta aperta, perché noi nel nostro paese a Possalta di Piave abbiamo già istituito da parecchi anni un percorso che è denominato il percorso Hemingway e che si snoda lungo il Piave, andando a ricordare attraverso delle steli in acciaio corten che hanno applicate delle foto del medesimo territorio dove si trova la stele, però delle foto originali scattate durante la Grande Guerra, che tra l'altro mostrano anche i segni della distruzione. Faccio ad esempio menzione ad una in particolare che si trova nel centro del paese e che ritrae la chiesa distrutta, bombardata, e con la stessa prospettiva noi vediamo dietro la nostra chiesa in questo momento, quindi c'è stato anche uno studio proprio a livello di posizione delle varie steli, e questo appunto ripercorre dei momenti della Grande Guerra e poi ripercorre quello che è un evento che caratterizza il nostro paese, che è stato il ferimento di Hemingway, che è avvenuto a luglio del 1918 proprio lungo la riva dell'Ansa del Piave, cosiddetta da noi chiamata Buso Burato, e che quindi momento che poi ha segnato, sappiamo bene, la vita sia personale che artistica di Hemingway. Lui fu ferito nelle vicinanze di quella che lui ha citato, che cita comunque più volte nei suoi romanzi, la Casa Gialla, che poi gialla non è perché è una casa in mattoni, ma che lui probabilmente vedeva gialla nei suoi sogni, illuminata dalle luci dei bombardamenti. Quindi è un percorso che rievoca la Grande Guerra, un percorso storico studiato da storici. Collaborato a questo percorso un nostro concittadino che è considerato uno dei più grandi storici, più grandi esperti della Grande Guerra in Italia, che è Bruno Marcuzzo,
che all'epoca ci aveva veramente aveva studiato, aveva impostato questo percorso che si presta sia ad un percorso pedonale a piedi, in un paio d'ore si visita, ma anche ad un percorso in bicicletta molto più lungo, con un numero maggiore di steli e di punti da visitare, che si inserisce in un contesto, che è il nostro contesto paesano, di paese con una vocazione anche agricola, ma che di fatto può essere comunque richiamo dal punto di vista turistico. Allora, io leggo adesso, Sindaco, e lo dico anche a Serena e anche a Perin, questi bigliettini che mi hanno portato, che ho avuto ospite l'Istituto Colletti con il loro dirigente proprio lunedì, per capire che io non devo essere fortunato sindaco ad avere quel sindaco, quell'insegnante. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere la storia. E senta cosa scrivono questi bambini della prima E, proprio mi ricordo della giornata della memoria. Perché è importante giornata della memoria? Bisogna ricordare tutte quelle persone innocenti, morte senza motivo, uccise da persone che si credevano superiori. Bisogna ricordare quello che è accaduto per far sì che una tragedia del genere non si ripeta mai più e pensare a quella gente e portare rispetto. E qui c'è anche il nome e cognome del ragazzino. Un altro ha scritto: secondo me il giorno della memoria si dovrebbe ricordare per non fare recapitare questo fatto terribile. È un fatto terribile che ha coinvolto più di 1 milione di persone, e tra cui 200.000 bambini, di cui sono sopravvissuti solo 50. Secondo me è importante ricordare perché ci sono persone che hanno sofferto e non possiamo nemmeno immaginare il dolore provato, quindi dedicare loro una giornata per ricordare è giusto. Serena, forse dobbiamo andare più nelle scuole, dobbiamo portare più questi ragazzi a vedere quello che ha illustrato il generale, quello che ha portato avanti con grande passione Perin, queste lettere che secondo me commuoverebbero, emozionerebbero questi bambini, questi ragazzi che non li emozioniamo più, ma queste sono le parole che scrivono. Prego Serena. Guardi Mirella, io mi ricollego sempre a quello che ho detto prima. Bisogna che ci sia una regia per fare questo, non è che la bravissima signora professoressa che abbiamo sentito adesso, lei vede le cose del suo ambito, però se sopra c'è una regia bisogna che ci sia. Allora guardi, io non voglio essere polemico, però quando un Presidente della Repubblica arriva a Basovizza, dove c'è stata la famosa foiba di Basovizza, 70 anni dopo, da quando si sono verificati i fatti, vuol dire che tu vuoi nascondere un pezzo di storia per farne vedere un'altra. L'errore è lì. Bisogna che la gente si renda conto. Mi sembra che la Meloni si sia espressa chiaramente in questi giorni, i giorni dell'Olocausto, eccetera. Però si è espresso anche il Papa. Vede quante contraddizioni. Il Papa ha parlato di Olocausto. Appena il Papa ha parlato di Olocausto a Gaza è stato condannato. No, a Gaza si sta svolgendo un olocausto, a Gaza muoiono, come diceva quel bambino, muoiono decine di bambini che non ha niente a che vedere con la guerra, con i cosi. Perché? Perché c'è sopra una regia che fa sì che ogni giorno noi dobbiamo leggere nei telegiornali che muoiono 50 persone, 50 bombardati, perché cerchiamo il terrorista, perché... Allora io non è che sia filo israeliano, io vedo la storia come cronaca, io sono giornalista, sono abituato a guardare la cronaca, i fatti. Allora c'è sopra questa regia che bisogna smantellare, che sia di destra o di sinistra non mi interessa, bisogna smantellare. Allora una volta smantellata ci si può trovare attorno a un tavolo tra persone che hanno una cultura, che hanno seguito, cultura nel senso non perché siano più intelligenti degli altri, ma che amino, che abbiano approfondito quegli argomenti storici e che possano riproporli e ridiscutere con altre persone. Finché tutto questo è gestito da persone
faziose, perché io non ho nessun problema, ci sono persone alte cariche che sono faziose. E questo fa sì che venga incanalata la storia. La storia è cronaca, la storia non è propaganda politica, la politica è una cosa, la storia è un'altra cosa. Anche perché la storia, Serena, i numeri, la storia è storia. Io ho avuto uno scienziato importantissimo che mi ha detto: quando lei vuole raccontare qualcosa, la prima cosa si faccia dare i numeri parlano da soli, e penso che la storia i numeri li abbia, poi ognuno può leggerla come vuole, però i numeri sono numeri. Andiamo a vedere l'altra parte del video. Perché lui era schierato qua, perché inizialmente gli italiani pensavano che l'attacco venisse da questa, quindi avevano posizionato l'artiglieria pesante su questa linea, non così. Per cui l'attacco loro pensavano a questo, e Pennella dice: vabbè, Di Giorgio, caro Di Giorgio, tieni il fronte, tieni il fronte. Partivano da là basso, venivano su qui nella mitragliatrice a difendere i confini qua, mentre la galleria era dall'altra parte. Questo è il camminamento che portava alla galleria. Poi che nella postazione che si vede che n'era due mitragliatrici, una di là e una di qua. Periodo storico, quindi qua passava la strada a pigliarci un tridente sopra qui, di là ci sono i ponti che non si vedono perché coperti dalla vegetazione che è invaso. Questo è l'originale vecchio, il muro vecchio, questo invece l'abbiamo restaurato noi. E qui passiamo alla strada più recente, diciamo così, la strada provinciale 34 che passa qui sopra,
e questo ponte tombolotto qui è stato realizzato nel Lombardo-Veneto, quindi è un'altra operazione. Quindi gli austriaci erano qua anche nel periodo dopo la Serenissima, vuol dire che questa è una realizzazione degli austriaci che erano già qua, quindi gli austriaci conoscevano già il nostro territorio, erano arrivati qua precedentemente. Quindi adesso passiamo dentro qua, questo è praticamente un altro luglio, ne abbiamo trovati diversi, no? E questa parte qui veniva usata, mimetizzata con tesi, con rami di alberi eccetera, per immagazzinare barche e materiale bellico. Quindi ecco perché nella battaglia del solstizio hanno fatto breccia per qualche tratto del mantello di invadere, perché da qui hanno tirato fuori nel momento giusto della battaglia l'arsenale bellico. Noi arriveremo più avanti dopo nell'ospedale, quindi i primi feriti che venivano appunto dilaniati qui venivano portati dentro nell'ospedale in una zona protetta, però pensate a persone a brandelli e quant'altro. Lì ho un buon ricordo di essere venuto nel periodo della guerra dentro in questa galleria, assieme al mio papà e un fratello. Siamo scappati dai campi e siamo finiti qui a rifugiarsi. Non era aperta tutta come adesso, era appena un buco come una galleria. E siamo stati seduti qui, in questi letti. Poi è arrivato un altro che abitava qui a Villa Iapur. Anche lui è scappato perché mitragliavano. Quando siamo ritornati a casa, per il campo si trovava solo bozzoli dell'aereo che avevano mitragliato il camion che passava. Quindi mi ricordavo bene di questa galleria, che ero stato da piccolo. Non si vedeva niente e li siamo messi a scavare con Pisus e altri. Abbiamo lavorato, quando abbiamo fatto un buon lavoro sembrava finita, invece è venuto giù ancora un'altra frana e ha chiuso tutto. Così il lavoro ha continuato finché siamo riusciti a portare alla luce. Allora, io ormai purtroppo il tempo per il sindaco e con il sindaco Alessandra Sartoretto è terminato, ecco, è anche scollegata, qui rimangono i due ospiti, vediamo se riusciamo a salutarla, ma penso di no. Niente. Allora la salutiamo così, Alessandra Sartoretto, daremo il numero appunto a Dio ti salvi per mettersi in contatto per fare questa mostra importante, quei documenti importanti che ha portato questa mattina per far capire anche ai ragazzi che si può anche leggere e anche capire che forse qualcuno dovrà spiegare qual era la storia, dopo ognuno fa le proprie riflessioni. Pubblicità.
Passiamo a un'altra importante parte di questo video. Come vi ho promesso, ecco, continueremo a parlare di questa giornata delle memorie, che non deve essere solo il 27, ma noi continuiamo anche oggi, come ieri e come anche domani. Andiamo a vedere. Ecco, qui ci troviamo nell'ospedale austro-ungarico, quindi è una grotta millenaria che loro l'hanno usata per portare i feriti, e quindi pensate voi le persone, soldati dilaniati che arrivavano qui. Naturalmente l'entrata di questa grotta è presa nella parte del versante dove non arrivano le bombe, il Piave dall'altra parte, qui arrivavano secondariamente. Per ricordare questa tragedia, ecco, depositiamo qui Piero Stefano un cestino, appunto una piantina, per ricordare, e magari 2 minuti di silenzio per una riflessione su cosa era in questo tremendo luogo nel 1918, quindi battaglia del solstizio. Ecco, come vedete qui abbiamo fatto una targa al tempo con gli amici di Caporetto, qui Guido Fala, quella croce lì è fatta dall'artista che ricordiamo, Angelo Pisu. Questa è una millenaria grotta che noi riportiamo dopo, se leggete, in quello che inauguriamo oggi, la ferrovia, questa zona qui, e precedentemente era un luogo su queste strade impervie battute dai briganti, quindi chi doveva mettersi a passare da Pieve del Soligo andare a Ponte della Priula si fermava lì, che dopo vedrete, a fare il segno della croce, fare un'offerta e pensando di passare la Lissia, ecco, perché chi arrivava in queste cose, c'erano delle famiglie che sequestravano le persone, le derubavano di quello che avevano, oppure le portavano dentro qui, le imprigionavano qui e magari chiedevano riscatto. Ecco, questa è un po' la situazione che era nel 1700-1800. Quindi questa è una grotta naturale che dopo è stata ampliata un po' nella Grande Guerra, come vedete in fondo, che è stata scalpellata per essere più cose. Hanno fatto questi rialzi qui per adagiare i feriti. Quando abbiamo scoperto, io mi sono informato dagli archivi di Vienna e Budapest, nella seconda guerra mondiale c'era ancora un buco da andare dentro come rifugio. Qui noi, persone di buona volontà, con Pietro Stefan che è qui testimone, Angelo Pisu e altri 15 persone circa, che io dopo li ho premiati con la medaglia d'oro, abbiamo lavorato praticamente 7-8 mesi, pare badile, e abbiamo tirato giù il materiale qui, portato fuori giù di qua. Dopo le piene del Ruglio ci hanno aiutato a portare via il materiale, ma qui era chiuso, insomma. Questa parte qui, se fosse pulita, vedete che era stata utilizzata anche come cava, veniva utilizzato questa pietra salisa per monumento, quindi anche il monumento che è fatto a Treviso davanti al municipio,
che è una fontana. Questa fontana è stata fatta con questo materiale qui, quindi i Collalto hanno donato Conti di Treviso a Treviso questo materiale, che dopo è stata scolpita la fontana. Fontana, acqua, saluto veramente Michela Piccoli, grazie Michela, dobbiamo fare una telefonica perché non siamo riusciti a fare il collegamento, ma ti inviterò prossimamente. Abbiamo visto il Piave, acqua, ricordi, tanti ricordi, che ricordi lasceranno il PFAS. Michela, che messaggio vuoi dare questa mattina? Ciao. Ciao Mirella, grazie per l'invito, siamo qua io e Giovanna questa mattina. E grazie ancora sempre per la tua sensibilità. Il messaggio che noi vogliamo dare è che è il momento di tutti insieme di dare il nostro contributo. Noi come mamme vogliamo dire che il giorno 6, 7 e 8 di febbraio facciamo un presidio davanti al Tribunale di Vicenza, perché parte la fase dibattimentale del processo, insieme a tutte le associazioni del territorio, ambientalisti e non solo ambientalisti, parliamo anche degli alpini e di tantissime altre associazioni, i sindacati, ISDE, i Medici per l'Ambiente, CILSA, Greenpeace, Lega Ambiente, siamo tutti davanti al Tribunale perché chiediamo una cosa sola, giustizia. Chiediamo giustizia, la giustizia vera, che non è la giustizia quella che a volte conosciamo, ma quella che viene dall'effettivo bisogno di gridare, anche se vogliamo in qualche forma vendetta verso quello che hanno fatto questi delinquenti per noi, per i nostri figli, per il nostro territorio, per la nostra acqua, ma soprattutto per la salute dei nostri figli. Invitiamo tutti a partecipare e anche anche a venire 10 minuti, non occorre stare là 2 giorni, faremo i turni, saremo in tanti che ci turniamo, è importante che ci sia una grande presenza. Guarda Michele, intanto che tu parlavi noi vedevamo le immagini, ecco, di tutte quelle manifestazioni che avete fatto, abbiamo visto anche Giovanna nel video, ma soprattutto quello che mi riaggancio ai video che ha portato Diotisalvi Perin. Intanto una volta con poco facevano tantissimo, questi ponti che non cadono, questa acqua che se anche non era limpida sembrava. Adesso fanno con tutto quello che hanno, fanno i ponti che cadono perché adoperano materiali scadenti, poi questi materiali magari qualcuno arriva nelle profondità, arriva nelle falde e poi succede quel che succede. Che messaggio volete dare alla politica con questo sit-in, con questa manifestazione che farete a febbraio? Prego Michela. Vogliamo dire alla politica che l'acqua non ha partito, l'acqua non ha bandiera, l'acqua non ha confini, per cui è responsabilità di ogni persona, che sia istituzione, che sia libero cittadino, è responsabilità di ognuno di noi partecipare e chiaramente chi tace acconsente e chi si gira dall'altra parte è responsabile quanto e come chi inquina. Per cui è ora di cominciare tutti insieme a muoverci, questo è il nostro messaggio. Michele, un'altra cosa che volevo chiederti, l'ultima volta che ci siamo viste c'era un altro ministro che addirittura non rispondeva alle vostre mail che mandavate, anche in regione non rispondono. È cambiato qualcosa? Qualcuno vi ha risposto? C'è un nuovo ministro? Prego. No, il nuovo ministro dell'ambiente non ci risponde, il nuovo ministro della salute non ci ha risposto. Abbiamo mandato una mail a Mattarella, alla Meloni, al ministro della salute e al ministro dell'ambiente e nessuno ad oggi ci ha ancora risposto. Per cui questo fa capire quanto a chi ci governa, quanto a chi dice di essere il prolungamento dei cittadini, la politica è il prolungamento dei cittadini, fa capire quanto a queste persone che ci rappresentano, quanto poco a loro interessa della nostra acqua e del nostro bene, della nostra salute. Ed è un peccato perché purtroppo queste persone le abbiamo votate anche noi, perché se sono lì.
è anche merito nostro. E anche insomma. pagate, soprattutto non solo votate, anche pagate da noi, Pagate, perciò sì, il minimo, ecco. visto che hanno anche una pletora di persone nei loro studi, perché non è che siano da sole, che non riescono a fare tutto, qui abbiamo anche un già parlamentare che si fa sì con la testa, perché io penso che la risposta sia dovuta. Cosa dice Sempre. Serena a queste mamme che stanno cercando in tutte le maniere di capire la verità? Prego. Guardi, mi permetto di dire che io penso di aver ricevuto un 15-20 mila lettere quando ero a Roma e nessuno può dire di non aver avuto una risposta, naturalmente Perché nei non limiti. rispondere, Serena? Perché non rispondere a un tema così delicato che è la salute pubblica? Ma perché non fare attività parlamentare? Ci sono dei parlamentari, andate a leggerlo in internet, che hanno fatto 300-400 interrogazioni, interpellanze, gente che non ne ha fatta nessuna. Io ho conosciuto gente, non faccio nomi perché sono persone altolocate, addirittura membri della Corte Costituzionale, che sono arrivati a Roma, era un po' il momento rivoluzionario del cambiamento del vecchio sistema, gli anni 90, eccetera, ma non sapevano cos'era un'interrogazione. Ora, se tu vai in consiglio comunale, cioè se hai un percorso normale, sai cos'è un'interrogazione. Non sapevano i parlamentari cos'era un'interrogazione, quindi non la possono fare. Allora Michela, assieme a Giovanna, ecco, che messaggio vuoi lasciare, come ci saluti? Io voglio salutarvi invitandovi tutti il 7 e l'8 di febbraio davanti al Tribunale di Vicenza e la politica in questo momento, ci sono dei bravi politici che stanno tentando insieme a noi di presentare una legge al nostro governo. Sono state presentate diverse botte di legge, ma chiaramente sono più un mettere la bandierina che fare una proposta di legge seria e diciamo così strutturata. Noi abbiamo bisogno di leggi serie, strutturate, abbiamo bisogno di farle insieme. Per cui se anche questo signore che è lì in trasmissione con lei desidera presentare una legge seria, mi può anche contattare, per cui noi siamo sempre disposti a collaborare con tutti, a lavorare insieme. Per cui vi ringrazio e ti saluto Mirella, ti abbraccio forte, ti ringrazio sempre tanto per la tua grande disponibilità. Grazie a voi, io faccio quello che devo fare. Direi che è obbligatorio un'informazione corretta e giusta, dopo ognuno dalla propria parte fa le proprie riflessioni, ma almeno questo si deve a Sveglia Veneti. Grazie Michela, grazie Giovanni, un abbraccio a tutte voi da parte mia e soprattutto sempre avanti, mai mollare. Allora andiamo a vedere un altro video perché ricordiamo, ecco, anche con persone che illustrano e che spiegano quella che è stata la nostra storia. Andiamo a vedere. Ecco, qui ci troviamo nell'ospedale austro-ungarico, quindi è una grotta millenaria che loro l'hanno usata per portare i feriti e quindi pensate voi le persone, soldati dilaniati che arrivavano qui. Naturalmente l'entrata di questa grotta è presa nella parte del versante dove non arrivano le bombe. In cima c'è praticamente il cortile dove Piero Stefano mi ha raccontato che è venuto i brividi del tempo,
che dei bambini stavano giocando nel cortile di una famiglia, 4 bambini, e sono partiti, noi da lì a Montello vedevamo i camion qui austriaci dell'esercito riusciva a passare e sparavamo in continuazione, quindi le prime ore della rottura del ponte della Priola, che noi italiani di là e loro di qua, però hanno lanciato bombe amiche, voglio dire, e hanno distrutto una famiglia di bambini che dopo andremo a vedere di sopra. E il Montello di Como. Qua siamo a Villa Jacopo, bombardata naturalmente qui. E qui è successo che la famiglia di bambini, 5 bambini, sono stati feriti, morti, e una donna si è salvata. E allora io ho raccontato la storia a Perin e lui ha deciso di mettere una targa a ricordo alle vittime civili. La targa l'ho realizzata io in bronzo e poi ne ho fatto anche un'altra a Moriago della battaglia. Qui siamo nelle vicinanze del cortile dove è successa la tragedia, che noi abbiamo rievocato con l'artista Pietro Stefan, intitolato "Col bene ereditario della memoria si costruisce un futuro credibile". Villa Jacopo 11-11-17, quindi il giorno dopo dell'arrivo degli austriaci qui. Qui passavano i camion austriaci e noi italiani del Montello sparavamo a raffica bombe dai cannoni. L'abbiamo fatto nell'85 della morte di 5 bambini e del ferimento di una bambina della famiglia Titonai, che qui noi oggi abbiamo la fortuna di avere il nostro amico che tiene cura, quindi è un parente. Abbiamo avuto la fortuna di inaugurare questo bassorilievo di Piero Stefan che evidenzia la bomba che esplode e uccide tutti questi bambini e ferita Pasqua. Pasqua viene appunto curata dagli austriaci a Soligo e abbiamo avuto la fortuna di averla qui l'inaugurazione di questa cosa. Assieme a un'altra tragedia che è successa a Isola dei Morti, che anche lì è morta addirittura la mamma, che erano su Fienidi, altri 5-6 bambini. Allora, sentiamo cosa dice Antonio Serena a questi video, questi libri che abbiamo visto, perché la storia è storia, queste lettere, queste immagini, quello che ha detto anche questa mamma, queste mamme, è sempre una guerra, tutti siamo in guerra, dicono "Oh Mirella, non puoi parlare di guerra, sono un'altra cosa". No, sono battaglie e battaglie, ma sempre per vincere una guerra. Prego Serena. Ma guardi, io guardo queste cose, mio papà era del 1998 di nascita, è andato volontario, poteva stare a casa perché aveva un'attività industriale, è andato col fratello sul Carso, è stato ferito, è tornato, insomma, se devo dire tutto, è tornato a Treviso, è stato offeso perché allora c'erano gli interventisti e i non interventisti. Mio papà logicamente tornava dalla guerra, era un interventista, venne sputacchiato e lì aderì al movimento fascista.
allo squadrismo e roba del genere, ma prima non aveva nessuna idea, cioè vede nel tempo come cambia, come si sviluppa secondo le esperienze umane una persona. La interrompo un secondo, Serena, perché abbiamo Adriano in linea. Vai Adriano. Saluto a lei Mirella e ai suoi ospiti. Sono Adriano Zanata di Vedelago. Buongiorno In Adriano. questi giorni ho seguito i video postati su YouTube dal Comitato Imprenditori Veneti. Sono costernato vedere e vivere un olocausto del nostro territorio, con tanto di testimonianze di persone vissute in quel momento. Mi rivolgo al signor Perin, che l'ho visto come promotore di questo eccidio tra Piave e Monticano. Spero, signor Perin, che si possa ricordare di più il vissuto della nostra gente, che ha dato la vita per la nostra libertà e per la libertà di tutti. Ora però non voglio rubarvi momenti preziosi e vi ringrazio per i bei servizi che presentate e buona giornata a tutti voi. Non rubi niente Adriano, la trasmissione la faccio anche per voi, è giusto che anche voi dite quello che pensate, perciò grazie della telefonata e anche tu sei stato prezioso. Prego Serena, finiamo, continuiamo? Sì, niente, allora poi ci fu il fascismo, poi ci fu la guerra, poi ci furono i tedeschi, vede, sono tutte cose storicamente che vanno prese con una certa delicatezza. Delicatezza perché? Perché, parliamo chiaro, Mussolini era anti-interventista inizialmente, poi divenne interventista. Nella politica ci sono queste oscillazioni dovute alle situazioni particolari che si vanno a creare volta per volta. Mussolini doveva entrare in guerra a fianco degli inglesi. La storia si può fare anche una sintesi della storia. Gli inglesi volevano la guerra perché altrimenti col controllo tedesco e italiano del Mediterraneo non avrebbero potuto fare quello che avevano fatto fino allora, passare per il Mediterraneo. Cioè la storia è fatta di tutti questi grovigli, a volte sensati, a volte insensati, ma la sintesi rimane sempre quella che abbiamo fatto prima, cioè va serenamente e che non deve partire dalla base, perché la base ha dei poteri molto più limitati dei vertici. La decisione deve partire dai vertici, finiamolo con questo discorso, non si può più tollerare che la gente non apra la televisione perché ogni giorno c'è uno scontro su cose giuste e non giuste, su avvisi di garanzia, addirittura ci sono rubriche su Rai 1 che durano un pomeriggio, c'è l'assassinio di quella donna a Trieste che va avanti da 8 mesi, 9 mesi, con tutto il rispetto naturalmente, ma ci sono i giudici che devono fare giustizia, ma la televisione dare continuamente queste notizie negative e poi arrivano che i ragazzi guardano, copiano, provano anche loro a usare un coltello. Ho ucciso perché volevo vedere cosa si provava a uccidere una persona. Queste degenerazioni partono perché dall'alto si dà un esempio negativo. Beh sì, ma parliamo anche di femminicidi purtroppo Serena, perché questo è un femminicidio e penso che sia una cosa da tenere molto in considerazione, perché solo parlarne riesci, come la storia va letta e vissuta, ma anche queste morti vanno lette. Devo correre, se no non ce la faccio. Ma non per un allora, anno. Beh sì, anche di più, perché se continuano i femminicidi mi sa che dovremmo parlarne molto di più. Cambia femminicidio. Allora vediamo anche quello che scrivono i bambini, che invece sono delle persone che con queste parole riescono a far capire l'importanza di quello che scrivono. Il giorno della memoria serve per ricordare che siamo tutti uguali e non ci sono razze e ognuno è libero di pensare e pregare per quello che vuole. Naturalmente ci sono i nomi e i cognomi. Il giorno della memoria deve essere ricordato per non ricommettere lo stesso errore e per non far passare il dolore e la sofferenza che gli ebrei hanno dovuto passare a quei tempi. Allora, è impossibile ricordare nella giornata della memoria ciò che gli ebrei hanno vissuto. Donne, bambini, uomini, anziani sono morti e hanno sofferto solo perché erano ebrei. Ricordiamo gli errori, non commettiamoli più. Allora, Salvi, anche tu hai
nipoti, ecco, figli, ecco, che cosa vuoi lasciare? Questo tuo grandissimo lavoro, questa tua continua la riscoperta di quella che è la storia. Poi la storia ognuno fa le proprie riflessioni, la vede come vuole, ma la storia è storia, i ricordi sono ricordi, le lettere sono lettere, i numeri sono numeri. Prego, Dio ti salvi. Io in oltre 50 anni di attività di ricerca storica lavoravo, ma facevo anche ricerca storica, che è un po' un consueto sugli imprenditori, che io direi a tutti che possono fare una ricerca, perché non dovete fidarvi anche dei libri, perché non tutto è scritto giusto. Ecco. Quindi io porto avanti tante iniziative, ho tanto materiale, quindi immagazzinato non solo nei stabilimenti ma anche in appartamenti eccetera, di documentazione tecnica, ricerca storica e quant'altro che vorrei divulgare. Quindi attendo dal comune di Susegana che mi dia l'ok per poter realizzare questa opera e per avere questo in contenitore storico, diciamo, per questa storia. Quindi adesso stiamo portando avanti questo discorso nel periodo dell'Olocausto e quindi spero che sia realizzata la posa della stele sul Monticano a nostro carico, le spese, e invitiamo la dinamica Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a far arrivare all'inaugurazione la corona del lavoro, una corona del lavoro in ricordo dell'immane eccidio che abbiamo subito qui nella nostra zona. Quindi, avevo proposto questa opera precedente anche ai sindaci di Oderzo, ma mi dissero, partendo ancora dall'amico Beppi Covra, imprenditore anche lui, che eravamo amici, per me va bene, ma devi sentire il vescovo, che dava purtroppo il veto, perché nel 1945 al momento sia il sindaco sia il Monsignor Visentin diedero l'ok di far partire i camion con i soldati caricati per il patibolo. Ecco, questa è la situazione. Ti fermo un secondo perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino, se non mi cade la linea. Vai Claudio, veloce. Sì, volevo solo parlare della seconda guerra mondiale, che noi tutti siamo d'accordo che Putin, quando ha invaso l'Ucraina, ha fatto un errore. Noi l'abbiamo fatto più volte nella seconda guerra mondiale e già dal 1941 entrammo in Croazia con le truppe fasciste e quindi poi c'è la campagna di Grecia, la campagna di Albania, la campagna di Libia. Cioè, se vai a casa sua di uno a dire come deve vivere, e già lì sbagli. Quindi la storia si può raccontare in molti sistemi, ma questo è il. Buona giornata signori. Grazie anche a Claudio da Marano Vicentino. Prego, Dio ti salvi. Beh, allora ecco, sentiamo queste testimonianze. Noi non vogliamo parteggiare per la politica di destra o di sinistra e quant'altro, stiamo vedendo una situazione veramente disastrosa, non possiamo andare avanti in questa situazione, quindi anche i politici devono muoversi e fare i loro passaggi. E ringrazio Serena, ringrazio anche te per queste trasmissioni che sono molto importanti per farci conoscere. Serena? No, noi dovremmo però, noi abbiamo parlato in modo un po' disordinato della faccenda. Io seguivo, Salvi, adesso quello che dicevi del camion che ha dato il benestare, che ha detto Covra. Io so che Covra non era molto disponibile a quell'opera perché eravamo amici. E bisogna dire che cosa è successo, almeno una brevissima sintesi. A Oderzo, se mi permette, io 2 minuti faccio la sintesi. No, velocissimo, poi non ce la facciamo. C'era la scuola allievi ufficiali. La guerra stava finendo. Il 28 di aprile del 1945 l'abate mitrato di Oderzo Visentin, il sindaco del CNL, ingegner Plinio Fabrizio, un galantuomo, e il Baccarani, presidente di questi, era una scuola allievi ufficiali, non era mai stato in guerra, non aveva mai ucciso nessuno, mai usato ufficiali, e sono stati presi in 3 rate, 150 persone, hanno fatto questo accordo che gli hanno dato i lasciapassare, quei lasciapassare li hanno fermati comunque e li hanno uccisi in 3 diverse occasioni. Sono 160 persone. Chi si era riuscito a mettere in salvo venne fermato, poi andò a Brescia, ci furono 3 crocifissi qui a San Biagio di Callalta, Lorenzi e altri 2, il trio Primavera perché ridevano sempre,
E gli altri arrivarono a Brescia, montarono sulla corriera pontificia che li doveva portare verso le loro case. Furono fermati, negli anni 70 emersero, scoprirono i campi comuni dei morti, fermarono queste corriere e ne uccisero un'altra quarantina. Quindi adesso sono stati 200 morti. Grazie, devo chiudere, Serena non ho più tempo, non siamo noi che diciamo in maniera disordinata, è la politica che è disordinata. Perciò se la politica fosse più ordinata anche noi riusciremo a fare meno confusione e a dare più notizie. Speriamo solo che come Perin ce ne siano altri di Otisalvi Perin che portano avanti questa passione per la storia. Grazie. E chiudiamo con l'ultimo, non perdetelo, con l'ultimo video che ha portato di Otisalvi Perin. Dalla Villa Vecchia una galleria passava sotto qui e andava dentro sulla collina qui. Qui sopra c'era l'uscita, l'entrata è dentro nella villa e allora sentivano i rumori e pensavano che fosse fantasmi, e invece erano le rocce che si staccavano e si arrotolavano fino in fondo e così non dormiva nessuno dentro. Dopo hanno fatto quel pezzo là, hanno trovato una galleria che andava sotto il pavimento. Ci lascia dalla nostra amata Collalto e quindi oggi si lascia un segno qua di croce importante, insomma, ecco, quindi il lavoro dell'artista Piero Stefan, che è da tempo che lavora per questa opera di portare la ferrovia fin dove passava qui vicino nel 1913, quindi abbiamo qui i binari fusi a Savona nel 1912 e questa è una realtà che volevamo lasciare qui a Collalto, partendo da questa piantina topografica qui che abbiamo trovato, molto importante, dove indicava se su questa riva c'era la croce. Quindi purtroppo questa croce nelle guerre vanno perse, quindi tra la prima e la seconda guerra mondiale è andato perso perché il capitello della croce era qua, è andato distrutto, quindi noi ripartiamo da qua per lasciare un segno qui alla nostra terra. Quindi assessore. Io penso che la storia sia maestra di vita e coloro che vogliono farci ricordare i momenti salienti della nostra storia sono persone che sono solo da tenere presente, da aiutare. Otisalvi è una persona molto dinamica che si dà da fare avanti. Io adesso che sono qui come amministratore, tra virgolette sono nuovo perché sono stato appena eletto e adesso che sono in pensione mi dedico soprattutto all'attività del turismo e alle attività storiche che ci sono qui a Susegana. Quindi mi auguro che da questo nasca una collaborazione tra pubblico e privato che possa dare dei frutti. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, immagine del Dio invisibile, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, è motivo di grande gioia per noi lodare Dio nel momento in cui questa croce viene esposta alla pubblica venerazione. Sorpassa ogni sentimento, custodisca il nostro cuore